Buongiorno, ben ritrovati, diretta come sempre, staremo insieme fino alle 14:30, questa è l'edizione straordinaria di Antenna 3, l'informazione, la parte di informazione che vi accompagnerà diciamo per tutta l'ora di pranzo e oltre. Vi ricordo che anche oggi alle 12:30 è prevista una diretta dell'unità di crisi di Marghera, il Presidente Zaia ha convocato una nuova conferenza stampa, oggi potrebbe voler toccare il tema dei colori della nostra regione, sapete che siamo ancora arancioni ma già da domani potrebbe arrivare una nuova analisi sull'indice RT del Veneto combinato con tutti gli altri indicatori per cui si potrebbe arrivare alla zona gialla e questo significa un'apertura sotto tanti punti di vista, soprattutto quello dei commercianti, gestori di bar e ristoranti che ad oggi insomma sono le categorie che stanno soffrendo maggiormente. Io vi presento subito la nostra prima ospite, poi avremo tanti collegamenti ovviamente via Skype per parlare di questa crisi di governo che è in atto. Oggi è una giornata importantissima ma intanto presento Federica Polloni, Presidente di Confapi Treviso. Buongiorno Federica. Buongiorno Anna. Allora, parleremo dell'emorragia delle piccole e medie imprese in Veneto, della crisi del lavoro, della stagnazione di fatto della produttività e a maggior ragione forse questo è un tema quanto mai attuale proprio perché è in corso una vera e propria crisi di governo che rallenta l'arrivo dei ristori ma anche rallenta tutta quella ondata riformista che di fatto questo governo aveva promesso e di cui il nostro Paese ha sicuramente bisogno. Io chiedo alla regia di farmi sapere quando ci sarà collegato Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, proprio per fare il punto, perché oggi, prima giornata di consultazione al Colle, salirà Renzi con Italia Viva e poi gli altri partiti, quindi faremo anche un po' il punto con Pierpaolo Baretta, quindi alla regia chiedo di avvisarmi appena sarà collegato. Intanto Federica, l'emorragia delle imprese, i dati sono pesanti per questo 2020, ma la vera stagnazione da che cosa è causata in questa fase, che non è la stessa fase di marzo, ne parlavamo prima? Certo, beh, sicuramente da un effetto combinato, quindi emergenza sanitaria, il susseguirsi di DPCM che in qualche modo hanno reso difficile quella che doveva essere una vera e propria ripartenza perché si sono in qualche modo susseguite anche diverse fasi di lockdown e oggi stiamo esattamente vivendo questa situazione. Lockdown che forse non sono stati così definiti, così lautamente anticipati, che, no? Insomma, al di là del primo periodo, insomma, poi ci sono stati lockdown più o meno morbidi, insomma, è entrata in gioco la colorazione delle regioni con delle restrizioni differenti. Però tutto questo quadro sicuramente sta incidendo nel far venire meno quella che è la fiducia che oggi servirebbe all'impresa per poter veramente investire in una nuova ripartenza. La lentezza, come diceva lei prima, anche di quella che è la macchina delle riforme in questo momento non aiuta a mettere a terra quegli elementi necessari che oggi più che mai risultano indispensabili, proprio perché ci pensavo anche stamattina, ormai è da un anno che ci troviamo in questa situazione, continuiamo a definirla emergenza, però forse dovremmo uscire da questo concetto e iniziare a pensare che la velocità a cui spesso ci siamo riferiti, con cui anche il nostro governo ci deve aiutare, no? A riappropriarci di quello che in questo momento ci è stato tolto da questa crisi, deve essere immediatamente messa sul campo. Da sempre si è detto che le partite IVA sono state quelle più penalizzate, quelle non garantite. Nel vostro comunicato stampa sì. Voi dite che nel 2020 1822 piccole e medie imprese in Veneto non ce l'hanno fatta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono imprese che sono cessate, che cessazioni effettive. Esatto. È uscito proprio nei giorni scorsi un comunicato stampa in cui il collega Jonathan Morello Ritter commentava i dati di Unioncamere su quello che è proprio un'analisi della demografia delle aziende e quindi l'analisi di quello che è il saldo tra nuove aperture, nuove iscrizioni e cessazioni. Abbiamo purtroppo come Nord-Est e come Veneto in particolar modo vinto una medaglia di cui non siamo fieri e questo perché poi parlo anche della nostra provincia di Treviso che nelle province venete si posiziona al quarto posto, no?
per saldo negativo sono state all'incirca 500, è pari a 500 il saldo tra nuove aperture e cessazioni, e questo perché in parte sicuramente è un fenomeno a cui avremmo assistito a prescindere dal Covid, perché fa parte anche del naturale ciclo di vita di un'azienda. Quello che viene proprio a mancare però anche in questo momento è la fiducia e il coraggio di intraprendere delle nuove esperienze imprenditoriali, e questo poi si riversa in maniera assolutamente collegata a doppio filo su quello che è l'andamento del mercato del lavoro. Quindi altro dato estremamente interessante e al tempo stesso preoccupante è che in Veneto nel 2020 abbiamo perso 11.500 posizioni lavorative dipendenti. Le assunzioni sono diminuite del 24%. I settori colpiti rimangono quelli che insomma citiamo da tempo, quindi commercio, ricettività, turismo, moda, occhialeria, arredamento legato soprattutto al settore del contract. L'unico settore che sta reggendo e che ha registrato dei dati equiparabili a quelli del 2019 è il settore delle costruzioni industriali. Dicevo 11.500 posizioni perse, di cui 6.000 collegabili ai contratti di apprendistato. Quindi è anche saltata questo, tutta quella parte. Esatto, anche questo insomma è un dato che ci deve far riflettere. Cosa avrebbe dovuto esserci dal punto di vista di politiche governative? Qui appunto parliamo proprio di crisi perché questo tipo di emorragia così pesante non allora sono state messe in campo delle misure proprio a tutela, a salvaguardia dell'occupazione stabile, ed effettivamente i dati di cui stiamo parlando risentono anche in maniera positiva di queste misure. Quello che è stato scaricato nel mercato dell'occupazione, quindi gli effetti del lockdown, si sono scaricati soprattutto sull'occupazione temporanea e magari sull'avvio di nuovi rapporti lavorativi. Cosa sarebbe servito? L'uscire dal concetto per cui continuiamo a mettere in campo strumenti ordinari e avere più coraggio nelle scelte a sostegno delle politiche attive del lavoro. Poi ci stiamo ripetendo da tempo, ed è stato anche oggetto dell'audizione al Consiglio dei Ministri a cui ha partecipato il nostro Presidente nazionale, che il piano degli investimenti deve essere supportato da riforme che non possono più essere procrastinate, che sono quelle riforme che ci chiede anche l'Unione Europea a fronte di una somma importante che ci verrà riconosciuta con il Recovery Fund, una somma che in qualche modo ci viene data perché siamo stati tra i paesi più colpiti da questa emergenza sanitaria. Quindi le aziende Recovery Fund lo attendono come l'aria, cioè la benzina che fa ripartire. La benzina che fa ripartire, però se viene messa dentro la macchina giusta. Quindi aspettiamo le riforme e aspettiamo anche questo tipo di intervento. Il nostro paese da anni si posiziona agli ultimi posti nella classifica di crescita del PIL. Quindi non è un problema che è stato scatenato dall'emergenza Covid, ma che si aggiunge mettendo a nudo e in evidenza tutti quelli che sono i limiti che forse in questi anni non abbiamo affrontato. La prima riforma forse è quella di snellire la macchina burocratica, no? Assolutamente. Che è un grande freno per le imprese. Pubblica amministrazione, macchina burocratica, iter di accesso anche agli investimenti e anche a quelli che sono gli incentivi per le imprese, perché se noi mettiamo a disposizione delle somme, ma quello che è il processo per poter poi godere, no, di questo aiuto da parte delle aziende è un processo lungo, i cui tempi a volte anche di riconoscimento superano l'anno e mezzo, 2 anni. Noi assistiamo a delle aziende che hanno delle pratiche che sono state autorizzate, approvate, che a distanza di 1 anno e mezzo non si sono ancora visti arrivare questi soldi a fronte di investimenti veramente importanti. Ecco, due velocità, no? La velocità dell'impresa, del sistema di produzione, e la velocità invece insomma delle leggi, delle regole, della macchina operativa. Allora, vedo collegato il sottosegretario del Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta. Buongiorno. Eccoci. Ci sente? Forse abbiamo dei problemi con l'audio.
Abbiamo dei problemi con l'audio, va bene. Allora, se me lo consente intanto la regia, vorrei salutare gli altri due ospiti che si sono collegati. Giacomo Possamai, consigliere regionale Partito Democratico. Buongiorno Giacomo. E Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio. Buongiorno, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Lega Nord. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, brevemente, avete sentito piccole e medie imprese, sono qui con noi sedute al tavolo. Brevemente, prima Possamai, poi Ciambetti. Questo governo ha tirato un po' il freno a mano, i ristori non sono arrivati e sostanzialmente l'impresa chiede una velocità diversa che questa crisi di governo ovviamente non sta consentendo. Possamai, lei che cosa si augura da questo primo giorno di consultazioni? Cosa deve avvenire perché riparta tutto il sistema? Mi auguro che si faccia in fretta, nel senso che io non ho avuto problemi a dire anche davanti, insomma, ai vostri microfoni, alle vostre telecamere nelle settimane scorse che mi sembrava lunare una crisi di governo in questo momento, mi sembrava fuori da ogni logica, perché in un momento in cui le aziende aspettano i ristori, c'è da gestire un piano vaccinale, tutte cose che conosciamo molto bene, è fuori dal mondo che la politica in questo momento stia discutendo di un nuovo governo. Non era certo il momento di vedere una crisi, quindi la speranza è che in tempi rapidissimi si chiuda già con il primo giro di consultazione un nuovo governo che però, su questo insisto, deve avere una maggioranza parlamentare che tenga, che sia solida, non basta raccogliere qualche parlamentare o qualche senatore. Ma infatti lei non teme che questa raccolta per avere questa maggioranza un po' più solida non rischi di creare comunque delle difficoltà, cioè creare una maggioranza comunque zoppa pur di avere un Conte Ter? Non c'è questo rischio, visto che insomma anche il Partito Democratico continua a voler insistere sulla figura di Conte e sta facendo quadrato col Movimento 5 Stelle, cioè l'alleanza tra PD e 5 Stelle non è mai stata così forte. Più che altro in questo momento Conte è la figura che è in grado di tenere insieme i 5 Stelle, questo l'hanno dichiarato pubblicamente più volte i leader del movimento, ed è la figura su cui la maggior parte delle forze in Parlamento, tenendo conto che i 5 Stelle da soli pesano un terzo dei parlamentari e dei senatori, sono in grado di trovarsi. Dopodiché credo che Mattarella su questo abbia fatto chiaramente capire che dà un incarico soltanto a un presidente che raccoglie qualche senatore e qualche deputato in più rispetto a quelli che Conte ha raccolto nella tornata al Senato la settimana scorsa, per cui non basta la maggioranza di, mi pare fossero 156 se non sbaglio, che ha raccolto la settimana scorsa. Quindi Conte c'è, ma fin tanto che diciamo così dimostra di avere una base parlamentare più larga di quella che ha oggi. Cosa ne pensa del nome di Gentiloni, che è un nome che è stato fatto, che potrebbe essere una carta che Mattarella tirerà fuori probabilmente al secondo giro di consultazioni? Se mi chiede chi preferisco fra Gentiloni e Letta, temo che la mia risposta sia abbastanza banale. No, Gentiloni è una figura... È un'opzione che se Conte non dovesse avere questa maggioranza davvero solida per fare un governo riformista come di fatto il Paese chiede, cosa ne pensa di questo secondo scenario? Posto che siamo a livello delle opinioni, ovviamente, sì, perché non è che abbia degli elementi in più di giudizio rispetto ai vostri, mi viene da dire questo: Conte sarà il nome che al primo giro sarà tentato e su cui si proverà a trovare una maggioranza. Dipenderà da cosa diranno i gruppi a Mattarella, credo in particolare dipenda da cosa dirà Renzi a Mattarella, perché quello che veramente oggi non è chiaro è la posizione di Italia Viva. Se Conte non dovesse avere una maggioranza più alta di quella ottenuta la settimana scorsa, immagino che si cercherà una figura diversa, visto che le urne mi sembrano piuttosto distanti. Gentiloni, fra le figure possibili, è sicuramente una figura molto autorevole. Roberto Ciambetti, se Conte non sarà più una chance, Salvini dice tutto è possibile. Che cosa vuol dire questo tutto è possibile per voi, come Lega Nord? Allora, premesso che per noi le urne sarebbero sicuramente la soluzione di una situazione molto confusa e molto particolare. La vicenda del senatore Vitali penso sia
l'esempio di come sta andando il mercato dei voti al Senato a Roma. Conte, e specialmente direi il trio Conte, Casalino, Arcuri, è un trio che anche a Roma sta creando molti problemi di operatività, di modalità di gestione anche della crisi e soprattutto della crisi molto molto particolari. Quindi la sofferenza su questo trio è palpabile per chi frequenta Roma, per chi appunto conosce qualcuno in qualche ministero. Salvini dice: se non c'è più Conte si può ragionare su qualcosa che possa essere veramente utile al Paese. Però, lo diceva benissimo adesso Giacomo Possamai, secondo me domani ci troveremo un reincarico a Conte, perderemo ancora qualche giorno in attesa di assestamenti all'interno della maggioranza che mi sembra siano veramente traballanti gli equilibri attuali. Quindi la disponibilità data in particolare da Salvini per cercare di trovare soluzioni utili al Paese è stata lanciata. Però ripeto, penso che a breve troveremo un reincarico a Conte per un tentativo Ter che però secondo me, stante così la situazione, stante, ripeto, l'esempio del senatore Vitali ieri sera, dove il premier Conte lo chiama diciamo a colloquio alle 19:30 e Vitali, il suo conterraneo, esce con un'idea, poi la cambia nottetempo dopo aver sentito Berlusconi e Salvini. Quindi mi auguro e spero che appunto ci sia un tentativo per un governo che sia veramente con numeri adeguati per gestire questa situazione. Quello che sta facendo, e Conte non mi pare possa avere grandi altri numeri a disposizione, specialmente al Senato, non penso sarà utile al Paese. Lei ritiene che nel momento in cui, appunto, come lei ipotizza, non ci dovesse essere questa chance per il Conte Ter dopo magari un mandato esplorativo di Fico, ci possa essere un nuovo nome? Lei pensa che la Lega insieme al centrodestra possa voler partecipare a questo governo di larghe intese, anche se fosse accanto ad un'Italia Viva, accanto ad un Renzi? Non andrei tanto a vedere appunto i gruppi minimali. Sicuramente Renzi in questo momento, specialmente al Senato, conta qualche numero. Bisogna capire che nominativi vengono proposti, e quelli citati prima, Gentiloni, penso per noi è troppo marcato a sinistra, ha già avuto un'esperienza governativa nel breve periodo che non ha dato risultati sicuramente eclatanti. Quindi bisogna capire se il capo dello Stato proporrà nomi di alto profilo, di alto livello e che siano effettivamente utili a un governo di unità nazionale che in questo momento probabilmente servirebbe. Però ripeto, per me, secondo me, le urne, e nel giro di 60 giorni si può andare a votare e avere un quadro assestato più tranquillo, nel medio periodo sarebbe la soluzione migliore. Allora, grazie. Io vedo in attesa per Paolo Baretta, tra pochissimo andiamo in pubblicità, però davvero siccome ci sta attendendo, poi so che deve andare via, vorrei... buongiorno, grazie per essersi collegato con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, la giornata è importantissima oggi, pare che questa prima consultazione non porterà a granché, questo dicono le previsioni. Il Partito Democratico rimane saldo su Conte, ma sostanzialmente non vuole essere il primo a staccare la spina. Lei pensa che si possa ragionare su un nuovo nome? Guardi, io penso che in questo momento, e come ieri c'è stata una direzione, tra l'altro abbiamo votato sul nome di Conte, sulla proposta di Conte, non ci siano alternative in campo. È chiaro che non basta il nome, bisogna costruire attorno a Conte un solido sostegno parlamentare, ed è quello il lavoro che si sta facendo. Siamo all'inizio, di fatto al giro di boa della prima consultazione, quindi bisogna poi capire anche gli orientamenti del Capo dello Stato, però francamente mettere già in discussione il nome di Conte è anche un errore politico, perché poi alla fine in questo momento ci si sta giocando una crisi che non abbiamo voluto. Pensiamo che la soluzione ci possa essere attorno ad una continuità
del Presidente del Consiglio, magari con ovviamente degli assestamenti, degli aggiustamenti interni, quindi non vedo motivi, se non giornalistici, ma dal punto di vista politico, non vedo motivi per modificare la nostra posizione. Allora, per restare allora sui fatti, il decreto ristori, visto che abbiamo proprio qui la rappresentante delle piccole e medie imprese, questa situazione di fatto di stallo che sta prendendo tempo, che cosa possiamo dire alle piccole e medie imprese del Veneto? Che cosa si devono aspettare adesso? Noi stiamo lavorando, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in queste ore dentro il dibattito della crisi. Ovviamente noi il nostro dovere lo facciamo e io considero del tutto all'interno della cosiddetta ordinaria amministrazione fare il decreto, perché in questi mesi questa è stata l'attività prevalente del governo di fronte alla crisi, fare decreti ristori, e quindi gestione della pandemia e gestione degli aiuti conseguenti vanno considerate come attività ordinarie e quindi assolutamente legittimate anche da un governo in crisi che disbriga gli affari correnti, come dice la formula. Noi ci stiamo lavorando sodo per definire nuovi criteri, in quanto i codici Ateco hanno dimostrato una loro farraginosità, non riescono a cogliere la complessità delle filiere, quindi pensiamo che sia meglio passare al fatturato, alla perdita di fatturato, e in secondo luogo riconfermare e allungare la cassa integrazione, perché ci sono settori nei quali non solo la crisi non è superata, ma all'interno di una crisi ancora pesantissima, e in particolare adesso lei faceva riferimento alle piccole aziende, dobbiamo dargli questi due supporti, un sostegno sulla base della perdita di fatturato e la possibilità di utilizzare la cassa ancora nelle situazioni di maggiore difficoltà. Stiamo, lavorando, io penso che un po' di giorni ancora di lavoro, perché comunque il clima anche rispetto al lavoro con gli altri ministeri è un po' più complicato in questa situazione, ma il nostro intendimento è preciso: arrivare a fare il decreto ristori e presentarlo, e anche in tempi brevi, perché ovviamente non sarebbe neanche corretto lasciare ad un eventuale nuovo governo, qualsiasi esso sia, nella speranza che la crisi sia breve, un'incompiuta su un punto così importante, perché lo scostamento di bilancio lo abbiamo chiesto noi, l'abbiamo ottenuto dal Parlamento, quindi dobbiamo realizzare la concretizzazione. Benissimo, grazie Baretta, grazie per, insomma, di fatto ci ha dato una notizia, quindi grazie, buon lavoro. Arrivederci. Allora, noi andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi torniamo da Federica Polloni e con i nostri due ospiti nell'attesa, insomma, della diretta del governatore Zaia. Tra poco. Eccoci, 12:26 ancora, ben ritrovati in attesa della conferenza stampa, la diretta dall'unità di crisi di Marghera, ancora con Federica Polloni, e poi torneremo dai nostri ospiti Lega e Partito Democratico. Federica, ha sentito che cosa ha detto Baretta? Superare i codici Ateco, ragionare sul fatturato, questi saranno i nuovi ristori. Bene. Sì, corretto come ragionamento, perché a volte ragionare appunto sui codici Ateco non permette di andare a analizzare in maniera proprio dettagliata quella che è la filiera agganciata ai codici Ateco, che poi invece sono oggetto del decreto ristori. E le aziende, soprattutto nel nostro territorio, sono interconnesse, quindi quando noi pensiamo e registriamo quello che è un danno importante, forse il più visibile per alcuni settori, e penso alla ristorazione, ricordiamoci che l'impresa che opera in questo campo è un'impresa che si rifornisce da altre aziende che sono produttrici, oppure le aziende che aprono in questo settore e si riforniscono da aziende del settore arredamento che operano nel contract. Quindi inevitabilmente nel momento in cui ci troviamo di fronte a importanti cali di fatturato per loro, prima o poi, e questo noi lo stiamo già registrando, tutto ciò si riversa anche su chi è all'interno della loro catena di fornitori. E
anche perché poi dati importanti si sono registrati in termini di perdite occupazionali anche nel settore servizi, di chi poi insomma, è a supporto di queste realtà per altri temi. Allora, Possamai, una battuta su questo, ce l'abbiamo ancora collegato Giacomo Possamai, eccolo qua, buongiorno. Ha sentito cosa ha detto Baretta, l'attività ordinaria, si lavora comunque sui ristori, il unico nome rimane quello di Conte, il resto sono speculazioni giornalistiche, sostanzialmente insomma ha detto questo. Sì, in questo momento l'unico nome è quello di Conte, nel senso che in questo momento i gruppi, come si diceva prima, i gruppi insomma della maggioranza, tranne Italia Viva che non si sa bene cosa dirà, andranno a dire che il nome è Conte, quindi su questo non c'è dubbio, non credo che ci saranno seconde opzioni, ecco, in questo primo giro di consultazioni, quello che diceva Baretta è limpido. E per tornare al tema ristori, è la questione che dicevamo prima, cioè è evidente che in un momento come questo un governo di fatto in carica solo per gli affari correnti ha anche difficoltà a portare avanti questioni decisive come questa, può portare avanti magari iter già in corso perché li deve chiudere, ma se c'è necessità di interventi urgenti già bisogna capire se sta dentro le maglie legislative, quindi serve un governo e serve presto, per dirla in poche parole. Ciambetti, serve un governo, serve presto, la politica dei ristori secondo voi è stata efficace? Questo governo, nel caso ci fosse un Conte ter, sarebbe davvero in grado di essere un governo riformista? Secondo me no, non mi pare che appunto sia almeno se è una fotocopia di quello uscente non lo è assolutamente. Sono contento quello che ho sentito da Pierpaolo Baretta perché effettivamente è stato anche argomento quello di Codice Ateco durante la discussione della fiducia del governo, proprio perché crea dei cortocircuiti incomprensibili, lo diceva bene la Polloni, con degli esempi chiari che appunto è talmente interconnessa certe volte la filiera produttiva che mettere un codice Ateco troppo limitante crea difficoltà e problemi. Quello che diceva anche Polloni mi faceva molto piacere, il fatto di avere qualcosa che sia di utile e di facile applicazione e di utilizzo da parte delle imprese. Dovremo stare attenti, specialmente quando andremo a codificare l'utilizzo del recovery plan, che non abbia quei vincoli che normalmente l'Europa, ma anche il Ministero della Coesione, mette alle regioni per poter spendere i soldi verso le imprese. Io parlo spesso con colleghi di altre realtà europee e la complicazione che ci portiamo noi in Italia prendendo qualche brutta modalità europea ci crea problemi grandissimi per spendere bene e subito questi soldi con le imprese. Allora, sostanzialmente lei ha parlato di recovery, abbiamo davvero pochi minuti, quindi vi chiedo di essere telegrafici, ma insomma questo governo, oltre ad essere caduto sul MES, sostanzialmente è caduto anche sul recovery. Italia Viva aveva chiesto una revisione della spartizione dei fondi. Telegraficamente, Possamai e Ciambetti, cosa si può migliorare di questo recovery, di questa pioggia di soldi che arrivano nel nostro paese? Possamai. Beh sì, Renzi come sapete soprattutto sul tema sanità e scuola aveva investito molto nella discussione. Penso che la prima cosa sul recovery sia la chiarezza su come viene speso. Ma la devo bloccare, è arrivato Zaia, se riusciamo a collegarci dopo l'aspettiamo. A dopo, grazie. Grazie. Come vedete. Quindi oltre all'assessore Lanzarin ci sarà la dottoressa Russo che porterà il piano vaccini ricalibrato in base alle forniture, quindi potremo dare informazioni ai eventi circa le date rispetto ai target che verranno vaccinati, per quello che ha dato a sapere sulle forniture. Stamattina peraltro ci hanno già confermato che al 2 di febbraio arriveranno 46.250, mi sembra, se non ricordo male. Ve lo dico subito, così. 45.680, 2 febbraio, Pfizer, parlo sempre di Pfizer. E poi ci sarà il dottor Flor dopo di me che darà un punto nave per quanto riguarda un punto della situazione, per quanto riguarda la situazione sanitaria, perché
penso che sia anche doveroso dare uno spaccato di quello che sta accadendo ed è accaduto in questi 28 giorni. Allora andiamo veloci così recuperiamo. I test sono, nelle ultime 24 ore sono fatti 32.662, 32.662 tamponi. Poi vedete i tamponi molecolari, ormai siamo a 3.700.000 e oltre, test rapidi sono 2,5 milioni e oltre. E nello specifico il risultato dei tamponi è questo: abbiamo nelle 24 ore trovato, ovviamente sta calando sempre di più l'incidenza, 572 positivi. Vi devo anche dire che è una, e poi vi verrà spiegato nelle prossime settimane, c'è sempre più meno incidenza degli asintomatici, poi stiamo anche studiando questo aspetto. Però ecco, per avere il dato completo, eccolo qua, l'incidenza dell'1,75%, quindi su 32.662 tamponi a 572 positivi, quindi 1,75. All'uopo vi ricordo anche che giovedì prossimo ci sarà il professor Baldo che porterà i risultati dell'indagine importante che abbiamo fatto fare. Voi sapete che siamo in parallelo con 2 indagini. Questa, diciamo, sulla circolazione del virus su una popolazione, diciamo, non interessata da contatti con positivi eccetera, quindi quello che si dice un campione, diciamo, indifferenziato, randomizzato, casuale, e quindi ci porterà i risultati. Dall'altro voglio anche ricordarvi che il dottor Rigoli parallelamente sta facendo quello della sieroprevalenza, quindi partendo dal sangue, vedendo, diciamo, che traccia c'è, diciamo, anticorpale nel siero dei nostri veneti su 20.000 campioni. Quindi, per farla in sintesi, lo dicevo anche ieri, per ricordare, il professor Baldo rileva la presenza del virus col tampone, terza generazione, abbinata anche peraltro al molecolare. Rigoli invece il virus dove è passato, perché ha lasciato la traccia dell'anticorpo. E poi totale dei positivi ad oggi dal 21 febbraio, pensate, 309.909. Questi sono i positivi dal 21 febbraio. Oggi peraltro vi ricordo che la data, tutti stiamo pensando al 21 febbraio dell'anno, ma oggi è quella della dichiarazione dello stato di emergenza, quindi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Se non sbaglio data a memoria era il 28 gennaio, la dichiarazione dello stato di emergenza, che ha aperto le porte poi a tutto quello che ne è derivato. La dottoressa Russo se lo ricorda bene perché ha presentato il piano, anzi prima il piano pandemico e poi tutte le operazioni. I positivi ad oggi sono 38.964, come dicevo ieri erano 44.000, non avendo più ingressi di positivi in maniera importante, e le uscite sono maggiori, di gran lunga maggiori agli ingressi. I ricoverati, eccolo qua il dato, 2.369, questa è area critica più area non critica, però vi ricordo che l'area critica è comprensiva anche dei positivi, dato che non troverete nei bollettini nazionali, quindi troverete un dato più basso nei bollettini nazionali. Come sono suddivisi questi 2.369? Eccoli qua. 2.086 in zona scusatemi, in area medica, area non critica, meno 99, sono uscite un centinaio di persone, sono state dimesse, meno 7 in terapia intensiva, sono 2,83, sempre comprensivo dei positivi. Dei negativi. Sì, scusatemi, dei negativizzati. Grazie. Morti nelle ultime 24 ore più 52. I dimessi sono oltre 14.000. Io aggiungo solo che ieri avete visto è venuta la vicepresidente De Berti a parlarvi del tema trasporti e delle aperture. E stiamo seguendo con puntualità e anche con una certa preoccupazione il tema della ripartenza della scuola,
perché comunque è movimentazione non indifferente di studenti e quindi di conseguenza interessa una parte della popolazione importante, dietro sono le famiglie, le frequentazioni eccetera. È innegabile che la letteratura scientifica internazionale dimostri in molti casi una correlazione tra l'apertura delle scuole e gli incrementi delle curve di contagio. Non ne facciamo una tragedia, però è bene sapere che ci portiamo in pancia sicuramente un livello di rischio maggiore. È ovvio che se si va dal rischio zero a star chiusi in casa ermetici a sottovuoto a andare all'estremo opposto, tutto libero. Di mezzo ci sono tante atteggiamenti proporzionali, uno di questi è quello della riapertura delle scuole. Proprio per questo abbiamo recuperato un progetto della dottoressa Russo già di fine novembre, forse ci ha lavorato anche prima, e che assieme ad altre regioni, in particolare la Toscana, ma lasciamo perdere questo progetto che deve ancora partire, ma c'è già tutto il progetto, nel senso che è già finanziato tutto, ma deve ancora prendere quota interregionale, e mutuiamo però il protocollo e facciamo dei controlli in progress a campione su dei distretti scolastici, sugli studenti, in maniera tale da monitorare anche lo stato di circolazione del virus anche nella popolazione scolastica. Ovviamente anche qui è coinvolto il professor Baldo, che è professore di igiene e insegna igiene e prevenzione, giusto, all'Università di Padova, e quindi la persona titolata a seguire questo progetto. So che il professore sta già lavorando, ci sta già lavorando, ci ha parlato la dottoressa Russo, ci ho parlato anch'io ieri sera, e quindi l'idea di fare un focus sulle scuole partendo da quel vecchio protocollo che avevamo già realizzato alla volta di novembre e approvato a dicembre. Guardate, io direi di chiudere qui, e se non avete domande passo al dottor Flor. Prego. Ada Vanzan del Gazzettino. No, se ci può dire qualcosa di più di questi campionamenti, di questi test a campione sui distretti scolastici, quando se li state ancora pensando o se partiranno a breve? Non partiranno lunedì, ma partiranno a breve, nel senso che adesso il professor Baldo ve lo dirà quando, e poi con la dottoressa Russo presenteremo il progetto. L'unico passaggio fondamentale è quello del comitato etico per essere autorizzati a fare questo, però il protocollo operativo è già definito. Quindi una volta che il comitato etico regionale si parte, dice ok, voi partite con dei test nelle scuole tamponi a campione per capire se, fatta la riapertura, come circola il virus e anche le varianti, perché poi c'è tutto il discorso che vi dicevo ieri, che adesso anche l'Istituto Superiore di Sanità dice di lavorare fortissimamente sulle varianti, sull'isolarle, su correlarle ai sintomi e cercare di inquadrare le curve di contagio. Cioè, voi sapete che il Veneto, al di là di tutti questi fenomeni che sono rivelati grandi esperti di epidemiologia e di altro, non sto parlando di scienziati in questo caso, e il Veneto ha comunque avuto un'infezione molto particolare per l'andamento delle curve, che non è riconducibile a un colore di una zona o a un sistema sanitario, e per cui si sta lavorando tanto sulle mutazioni, e non è innegabile che a livello nazionale, alla luce anche di questo fatto, adesso l'indirizzo sia quello per tutte le regioni di lavorare sulle mutazioni. Del resto, se leggete la stampa, e la leggete anche nazionale o internazionale, ormai tutti i giorni si parla delle mutazioni. Invece per le scuole già aperte, quindi non le superiori che rientreranno lunedì, avete visto un aumento dei casi positivi che poi comportano la quarantena delle classi? O siamo stabili? Beh, Maria, dopo la dottoressa Russo ve lo dice, c'è un report. Beh, comunque abbiamo avuto oltre 4.400 situazioni in Veneto dove c'è stato almeno un contagio nelle scuole. Forse avevano isolati quando? 60.000? Sì, intorno ai 60.000, gli ultimi adesso sono 10.000. Microfono, per favore. Però adesso... Quindi attualmente abbiamo 10.000 persone, ragazzi in quarantena. Sì, ovvio, ma non è che se si ritrovano in classe è inevitabile che se uno è positivo, il processo è quello. Altre domande? Sì, nel frattempo si sono prenotati Malavasi e Marchiori. Prego, Malavasi, nome, cognome e testata. Grazie. Giorgio Malavasi, Gente Veneta. Buongiorno. Buongiorno.
Due domande. Una, visto il cospicuo e buono ovviamente ridursi della pressione sugli ospedali, insomma in questo mesetto si è ridotto di 1 migliaio mi pare circa di posti letto occupati, sì. Quindi un 30% abbondante. È pensabile, e mi pare di ricordare che qualcosa si fosse detto già qualche giorno fa, è pensabile che a breve ci sia una ripresa delle attività di lunedì l'ho già annunciato ieri l'assessore. Ah, ecco, ho perso la puntata. Se può ripetere in che termini, in che quantità e secondo che piano? Allora, lunedì mi sembra che oggi il dottor Flora ha già mandato la circolare o manda la circolare a tutti i direttori generali delle USL per aprire le agende e iniziare quindi a fissare gli appuntamenti. Riprendiamo tutta la specialistica ambulatoriale che era stata sospesa, che sono le visite a 30 e a 60 giorni, e anche tutta l'attività in libera professione intromenia. Oggi noi abbiamo un dato che sono di 90.000 prestazioni in sospeso e poi quelle che si aggiungeranno. Ok, grazie. L'altra domanda è se c'è qualche aggiornamento rispetto alla disponibilità delle aziende venete di produrre vaccini su licenza, ovviamente. Non ci sono aggiornamenti, nel senso che da parte delle grosse multinazionali al momento interesse non è stato espresso di volontà di delocalizzare ulteriormente le produzioni. Per dire, Pfizer mi sembra di aver capito che ha una business unit in Sicilia, però non c'è, hanno confermato che non hanno accordi in essere per sviluppare ulteriori siti produttivi. Stanno investendo in quelli che hanno, ci sono stati dei colloqui con Veneto Sviluppo, ma non da parte, diciamo, di queste realtà, delle realtà più piccole interessate a produrre. Però non c'è nulla di fatto in questo momento. Ok, grazie. Prego. Tocca a Marchiori, se qualche altro collega ha domande per il Presidente si prenoti, grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Marchiori, Gruppo Media Nord-Est. A proposito di aziende venete, Fidia, l'azienda farmaceutica di Abano Terme, si è dichiarata attraverso un comunicato che ha diramato disponibile a produrre il vaccino anti-Covid per conto terzi. Però in questo chiede anche che sia previsto nel piano pandemico nazionale il coinvolgimento in un modo più strutturato di queste aziende per contrastare eventuali future emergenze sul generis. Allora, la mia domanda è questa: la Regione in qualche modo può intervenire a supporto di questa disponibilità? Ma sì, lo si può fare nella fase pre, giustamente come pone la questione Fidia, delle carte, del piano pandemico, di queste fasi qui, ma di certo noi non possiamo obbligare le multinazionali a venire a produrre qui. Considerate che poi il fatto che l'accordo lo facciano gli Stati membri per le forniture bypassa direttamente le realtà regionali, ma Fidia ha ragione, come hanno ragione le altre aziende qui in Veneto che danno la loro disponibilità, ma lo capite da soli che se è vero che siamo in un mercato libero, queste stesse grosse industrie venete hanno difficoltà ad avere la disponibilità a produrre, perché di fatto la casa madre, cioè la multinazionale al momento non risulta essere interessata, se no figuratevi se non avessero già messo in piedi dei siti produttivi, delle unità produttive. Grazie. Prego. Passare la parola al dottor Flora o c'è qualcun altro? No. Dottor Flora allora, passo la parola per un punto sulla situazione sanitaria, prego. Vieni qua. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io volevo completare quelle due informazioni sul discorso della riapertura dell'attività, che non significa abbassare la guardia. È ragionevole, visto il calo di pressione che c'è sugli ospedali, pensare di riprendere con alcune attività che abbiamo spostato, che abbiamo rinviato o sospeso, ma ricordo, solo perché pensiamo di essere lunedì nella situazione in cui eravamo quando abbiamo sospeso. Un po' meglio forse siamo messi, no? Per come stiamo calando ora. Vi ricordo che le famose 5 fasce
in cui c'è il nostro piano che per ogni fascia prevede degli interventi, prevedeva che quando si entrava in fase 4 scattavano le chiusure. Ecco, noi oggi ci avviamo a rientrare in fase 3. La fase 3 vuol dire 1500 pazienti non in terapia intensiva e oggi siamo a 1599, quindi siamo molto vicini alla fase 3. Siamo in rianimazione, tempo reale, la rilevazione a 247 malati. Vi ricordo che il 1 gennaio eravamo 401, quindi questo è l'andamento della pressione di ricovero sugli ospedali. Il calo è consistente, 1100 malati positivi in meno, da 2730 a 1600, voi capite, sono 1100 malati positivi in meno negli ospedali. Questo vuol dire che liberiamo anche spazi, oltre che risorse e personale, ed è giusto che cominciamo a ragionare anche sulla ripresa dell'attività. Oggi abbiamo 539 malati in rianimazione tra Covid e non Covid, su una 539 su una disponibilità di 670 posti letto. Capite che abbiamo 130 posti liberi e quindi è ragionevole, però ne parleremo solo la settimana prossima, anche per la riapertura dell'attività chirurgica che è stata rinviata, che è stata spostata. Quindi andiamo con molta cautela, con grande attenzione, e per questo chiediamo di non abbassare la guardia a nessuno. Quindi non rimuoveremo i controlli all'ingresso degli ospedali, non rimuoveremo i varchi, non viene meno l'obbligo della mascherina, quindi non vogliamo affollamenti negli ospedali né nelle sale di attesa né nelle visite dei malati. Dobbiamo tenere un livello di sicurezza, perché solo tenendo un livello di sicurezza potremo garantire di rimanere aperti e quindi di garantire cure. Quindi l'ospedale non deve assolutamente diventare un luogo di affollamento. Sulla previsione delle riaperture dico anche, non è che perché riapriamo bisogna che tutti adesso ci avventiamo sull'ospedale. Lo facciamo con gradualità, lo facciamo in base al bisogno. Alcune persone le chiameremo direttamente noi perché hanno una prestazione che è stata sospesa, altri potranno accedere attraverso il CUP. Se in questi giorni c'è una iper richiesta al CUP, bisognerà anche capire che non possiamo telefonare tutti tra le 9 e le 11 del mattino, perché questi sono gli orari in cui si può magari telefonare anche nel pomeriggio e nel secondo pomeriggio, che è più facile trovare la linea libera. Noi faremo del nostro meglio per rinforzare anche questi servizi, ma chiediamo che non ci sia proprio una diluizione nel corso della giornata delle chiamate. Chiamiamo il pomeriggio, che è più facile trovare magari la linea libera. Domande? Alda Vanzani. Dottor Flar, buongiorno. Solo per capire, quelli che avevano già fatto la prenotazione saranno richiamati? Perché se non siamo chiari poi si rischia un ulteriore intasamento al CUP, si mettono tutti a chiamare. Quindi se può spiegare bene, chi aveva avuto già una prenotazione, poi è stato richiamato dall'ospedale dicendo il suo intervento, la sua visita è stata sospesa, cosa devono fare? Allora, chi ha già una data la data per la prestazione viene mantenuta. Chi viene mantenuta la data, se la data ovviamente a venire. Sì, ma se è futura, chi l'aveva ed è passata? No, allora, sono tre le categorie. La categoria di chi ha l'appuntamento per il 2 febbraio, quell'appuntamento è mantenuto. C'è la categoria che ha semplicemente annullato la visita e questi devono richiamare,
e invece ci sono quelli che hanno chiamato e sono stati sospesi dicendo chiamiamo noi. Sono le famose visite galleggianti o le prestazioni che teniamo in sospeso chiamati alla prima occasione. Questi esattamente sono le 90.000 che saranno tutti richiamati. Quali tempi pensa si possa arrivare a... Nome, cognome e testata, per favore. Allora, ci sono aziende che hanno poche persone da richiamare e quindi verosimilmente riassorbiranno la lista nel giro di 1 o 2 settimane, perché hanno davvero poche persone da richiamare. Ci sono aziende invece che hanno tante persone da soddisfare e richiameranno e magari impiegheranno anche 2 o 3 mesi per recuperare l'arretrato, però io inviterei a vedere non la singola struttura o il singolo ambulatorio, ma se si telefona c'è anche la possibilità di avere la prestazione in una sede diversa da quella abituale, perché magari lì c'è ancora un impegno per il Covid, ma la prestazione ambulatoriale all'interno della stessa USL la garantiamo in un altro ambulatorio. Michela Nicolussi Moro. Buongiorno, Michela Nicolussi Moro, Il Corriere. Volevo chiedere al dottor Flor se ci può ricordare quando sono state sospese le prestazioni e poi, siccome tante persone vanno nel privato convenzionato, volevo capire, siccome anche il privato convenzionato ci aveva detto che a un certo punto aveva dovuto ridurre moltissimo le prestazioni per dare una mano agli ospedali, come siamo messi lì? Allora, la disponibilità la previsione di riapertura è per tutti, pubblico, privato convenzionato, quindi tutti da lunedì riaprono, quindi non c'è differenza tra convenzionato e pubblico. Una seconda cosa, il numero vero di prestazioni lo capiremo fra una decina di giorni, perché vedremo le prenotazioni che ci saranno nei prossimi giorni, e quella forse la cifra vera che noi dovremmo aspettarci anche in termini di arretrato. Le prestazioni sono state sospese il 7 novembre. Poi volevo chiederle se alla luce di questo calo importante dei ricoveri c'è in previsione di sospendere, chiudere, come dite voi, altri posti in terapia intensiva. No, non ho capito, cos'è che dovremmo chiudere? L'altra volta ci aveva detto che in virtù di questo calo dei ricoveri avevate deciso di chiudere alcuni posti in terapia intensiva, infatti siamo passati da 840, poi 700, adesso... Allora, dico subito, noi fino a 15 giorni fa avevamo 700 posti aperti e siamo arrivati al massimo a 660 malati. Oggi abbiamo 670 posti, perché 30 posti li abbiamo sospesi, non li abbiamo chiusi, spostati, li teniamo sospesi perché erano solo per Covid e oggi non abbiamo malati Covid. Non chiuderemo tanti altri posti di rianimazione, terremo una rianimazione potenziata e la terremo potenziata perché la diluizione dei 240-250 casi non è che li finiremo in pochissimo tempo, i malati Covid, e quindi avremo una maggior disponibilità di posti di rianimazione per le altre attività. Ultima cosa, scusate, volevo chiederle questo. Ieri mi segnalavano i medici che lavorano all'ospedale di Campo San Piero che loro sono già al 4° cluster all'interno dell'ospedale, e gli ultimi 2 cluster hanno coinvolto una trentina di pazienti ciascuno, molti dei quali trasferiti a Cittadella, che effettivamente il piano della regione prevede essere il secondo Covid hospital della provincia di Padova qualora ce ne fosse bisogno. Io volevo chiederle 2 cose: se state monitorando la situazione, a che punto siamo con questo cluster, e se, siccome ci sono molti letti liberi a Schiavonia, che senso ha fare metà Covid hospital Schiavonia e metà Cittadella? Ma allora, il senso è semplicemente quello di non lasciare aree sguarnite, perché voi sapete Schiavonia ha sopportato il peso di fare il Covid hospital per una parte importante dell'USL Euganea,
noi vorremmo riaprire le prestazioni anche a Schiavonia, perché oggi siamo nella condizione di farlo. Il discorso dei cluster dentro gli ospedali deve far riflettere molto, perché i malati sono tutti monitorati e controllati, e quando c'è un cluster avviene, di solito sono piccoli gruppi, avviene all'interno del personale. Mi risulta che siano positivi, che non ci siano ricoverati e che non ci siano malati gravi tra i dipendenti, ma semplicemente un numero di positivi, che è quello che noi troviamo sul territorio e troviamo in tutte le situazioni. Lo screening periodico rileva queste persone che ci sono all'interno di diverse situazioni. Avete sentito, abbiamo 12.000 studenti in quarantena e isolamento, abbiamo anche persone all'interno del servizio sanitario in quarantena e isolamento, la maggior parte risultano semplicemente positivi al tampone. No, ma non ho capito, dottor Flor, mi perdoni, i medici mi parlavano di pazienti che si sono infettati dentro l'ospedale di Campo San Piero, lei invece mi sta parlando di personale? No, allora questo può capitare tra il personale e può capitare tra i pazienti. Ma nello specifico caso, come siamo messi a Campo San Piero? Allora vi dico subito, i pazienti vengono tutti tamponati prima dell'entrare in ospedale con molecolare. È capitato, non solo a Campo San Piero, che 2 giorni dopo il ricovero un paziente risulta positivo e sviluppa sintomi. Quando noi ci accorgiamo su quel paziente, facciamo il tampone a tutto il reparto. Ed è capitato a Campo San Piero, come in altri ospedali, che in queste situazioni troviamo altri 5, 6, 4 persone che sono positive. Questo capita. È capitato in altri ospedali, sa benissimo, anche in qualche reparto chirurgico, reparto che non ha niente a che vedere con reparti Covid. È ovvio che spostiamo gli ammalati positivi nei reparti Covid. Infatti noi distinguiamo i reparti dove ci sono malati positivi e dove invece ci sono malati che si sono negativizzati. I negativizzati li possiamo mettere in qualunque reparto medico o chirurgico, i positivi li portiamo nei reparti Covid. Allora la situazione... Quindi non c'è un cluster a Campo San Piero, avete già risolto? No, allora cluster basta che siano 4 persone in un reparto, le dobbiamo prendere e spostare in un reparto Covid, non c'è niente da fare. Presentiamo un repo. Comunque c'è una verifica in atto. Allora, ecco perché se no non capisco. Ieri sera io ho sentito come questa notizia, ieri anche l'Alda Vanzan aveva sollevato questo problema, sentendo il commissario Scibetta stavano già quindi prima facendo tutta una verifica interna con degli audit per ricostruire anche tutti i percorsi. Appena avremo i dati, quindi vi comunicheremo i dati. Ecco. Comunque i casi sono 2, o si positivizzano dopo il tampone o si beccano il Covid da chi viene da fuori, può essere l'operatore o un visitatore. Sì, ma Presidente, scusami, io non voglio insistere, però raccolgo anche l'appello dei familiari e dei medici. Nel momento in cui in un ospedale, in un Covid hospital, si manifestano 4 cluster nel giro di qualche mese, gli ultimi 2 dei quali con 30 pazienti contagiati dentro l'ospedale, forse c'è qualcosa che non va nell'organizzazione. È solo questo che sto chiedendo, non c'è nessuna polemica. No, devo recepire una polemica. No. Ma zero assoluta. Cioè, dico semplicemente che nel momento in cui c'è il virus, le modalità per cui il virus entra sono o entrano con il paziente o entra con gli operatori, appunto. Non c'è altro da dire. Dopodiché quali sono le modalità? I pazienti sono tutti tamponati col molecolare, quindi vengono presi in carico. I pazienti sono tamponati col molecolare, quindi vengono presi in carico in via ipotetica come negativi. E questa è la prova provata che anche il molecolare può fallire. 2, gli operatori vengono tamponati ogni 4 giorni con cosa abbiamo? Il rapido, la terza 7 giorni, non so, adesso addirittura non so neanche, forse Cittadella fa già la 3ª generazione con l'Umira. Sì, tutti adesso fanno la terza. Ecco, quindi che è equiparato al molecolare, quindi se parte il cluster vuol dire, tu dici le modalità, se hanno applicato i protocolli, non so, vorrà dire che i protocolli non funzionano, non so.
Ma questi sono quelli che si utilizzano, non è? No, ma guardate, allora la cosa è molto semplice. In ospedale, come in qualunque posto, ci può essere un asintomatico che ha fatto il tampone 4 giorni prima, che contagia persone e lui rimane asintomatico. Quando ce ne rendiamo conto noi abbiamo 7, 8, 12, 14 persone. Non è tanto che sia capitato 4 volte in alcuni mesi. È capitato in qualche ospedale, è capitato 3 volte anche in un mese. Questo, e non c'è niente da nascondere, li sapete benissimo che ci sono stati dei focolai in reparti che assolutamente non hanno niente a che vedere col Covid. Probabilmente, vi dico, un asintomatico è in grado di portare dentro un reparto e nel giro di pochissimo tempo un'infezione, un focolaio, perché quando abbiamo più di 3 persone cominciamo a pensare che dobbiamo tamponare tutti, no? Non le 3 persone, insomma, se hanno convissuto 3 o 4 giorni si fa presto a capire quello che può capitare. Aspettiamo il report vostro. Bene. Se Michele ha finito, si era prenotato Albino Salmaso. Sì, è una domanda a cui avete già risposto. In ogni caso volevo chiederle questo, dottor Flor. Cioè, il fatto di aver dal 1 febbraio riaprire le attività negli ambulatori lascia intendere che la fase di emergenza è più dura, probabilmente superata. Cioè, lei predica prudenza, però a leggere i dati del report quotidiano, cioè se su 32.000 tamponi, 33.000 quasi, abbiamo 572 positivi e un tasso pari all'1,75, se confrontiamo questi numeri con quelli di un mese fa, c'è da dire che o i veneti scoppiano di grande salute oppure è successo qualcosa di veramente eccezionale e straordinario. Ecco, sotto il profilo sanitario siamo passati da una fase di emergenza durissima ad una fase che vede il Veneto tra le migliori situazioni in Italia. Ecco, come è maturata questa svolta? Ce la può riassumere brevemente e siamo sicuri che questo trend durerà come tutti ci auguriamo? Ma perché invece, perdona se approfitto della tua domanda, rispondo con una battuta. Invece di chiederlo a noi, andate a chiedere a tutti quei fenomeni che facevano lezione a dicembre davanti alle difficoltà del Veneto. Dove stanno a chiedere loro perché cadete? Sono gli stessi che dicevano a inizio gennaio che bisognava fare il lockdown per salvare il Veneto. Ma perché quei fenomeni non hanno titolo scientifico per parlare? Qualcuno rappresentava anche il governo, perdonami, perché quando facevate gli articoli li pompavate perché erano sottosegretari di un governo, no? E quali sottosegretari? Ora è un problema di memoria, se è un'altra roba. Io ho fatto una domanda di... Scusatemi, abbiamo avuto 3 sottosegretari di questo ex governo che hanno dichiarato che era tutta sbagliata la politica sanitaria di questa regione, addirittura accampando l'idea che la scelta delle aree non fosse dell'Istituto Superiore della Sanità ma fosse del Veneto. Fin qua ci siamo tutti? Addirittura illustri esponenti sempre di quella parte politica a inizio gennaio hanno detto: siccome il 7 finisce il tema delle zone natalizie, no? Dove il Veneto deve andare in lockdown perché sennò sarà un disastro. L'Istituto Superiore della Sanità non ci ha dato il lockdown, non ci ha dato la zona rossa e noi abbiamo avuto i nostri dati precipitati. Quindi venite a chiederlo a noi, andate a chiederlo a questi a questo punto. Non è che io voglia polemizzare con lei, noi siamo con te. Io sono contento che, come dire, le previsioni del Veneto si siano... chiedere a noi... ma è un fenomeno... Ma scusate, guarda, prendo l'Incolussi in Moro, perdonami, come la tua. Allora, se vogliamo, come si può dire, far finta che il problema sia un problema ingegneristico, allora vi dico, allora, il Covid è un fenomeno naturale. Appunto, questo era, non c'è nessuna... No, ma scusami, è un fenomeno naturale, nessuno ha la verità in mano e quelli che la vendono sono tutte persone che non rischiano nulla a parlare a vanvera. Perché se parlo io per la dottoressa, dottor Flor o l'assessore, il giorno dopo la procura può dire: scusi, ma lei aveva detto questo. Siccome noi rispondiamo e parliamo per atti, quindi anche rispetto ai focolai, io dico negli ospedali, si fa l'impossibile, si fa la miglior soluzione, si trovano i protocolli, si fanno i tamponi, si prova, però stiamo parlando di un virus, non stiamo parlando di prendere un moccio e tirare sull'acqua che è caduta, quindi stiamo parlando di un virus. Non possiamo neanche far sempre passare l'idea che tutto è contenibile.
E proprio per questo dico, a dicembre abbiamo avuto questa curva che è inspiegabile. Se tu pensi più o meno alle terapie intensive di marzo e il 50% di più ricoverati, e poi la roba, andate a vedere la curva delle terapie intensive, è una perpendicolare. A voi sembra che un fenomeno naturale possa avere una perpendicolare, a me no, non mi pare. Tanto è vero che lo stesso Istituto Superiore della Sanità dice dovremmo capire lì cosa hanno pesato le varianti, ma ancora oggi non lo sappiamo, quindi questa è la risposta. Certo, magari aver chiuso la scuola può aver inciso nel far abbassare drasticamente i contagi. Guarda, no, è una domanda. Ma io sai perché non te l'ho detto? Perché poi viene sempre fuori che ci vantiamo. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che la comunità scientifica ci indicava di fare. Fortunatamente forse abbiamo fatto delle scelte giuste, probabilmente il virus come è arrivato se n'è andato, cioè non è che resta all'infinito. La peste a Venezia nel 1630 è arrivato all'invernata, ha rifatto l'anno dopo, 80.000 morti, fine, che ha fatto la Basilica. Questo è accaduto. Se ne va sto virus, guardate, è un fenomeno naturale, perché io mi agito a volte? Perché a volte c'è il pensiero di essere immortali, invincibili e di riuscire a controllare tutto. Non è così, magari fosse così, guardate che New York ha fatto le fosse comuni, certo. Johnson ha più di 100.000 morti, la Germania che tutti decantavano come la realtà sanitaria migliore del mondo nella prima fase, adesso non ne viene più fuori. Ieri la Francia ha annunciato, lo dico ai veneti che ci ascoltano, che non pensino che sia finita qui la storia del contagio. Ieri la Francia ha annunciato un lockdown durissimo, certo. E quanti mi dicevano ma la Francia tiene le scuole aperte, ve lo ricordate questa frase qui? Però la Francia ha tenuto le scuole aperte a differenza dell'Italia. Sì, il lockdown durissimo. Questo paese, guardate, non lo potrei anche politicamente, sto dicendo qualcosa forse anche contro di me, questo paese è riuscito ad arrivare fino ad oggi senza fare il lockdown, adottando la politica delle zone. Germania lockdown, Gran Bretagna lockdown, Francia lockdown, Spagna sta tornando dentro il lockdown, quindi penso che, insomma, che proprio tutti questi danni non li avremmo fatto. Scusami, Luciano, no, c'è da dire che una causa sola o due cause sole, forse solo gli scienziati che dicono tutto il contrario di tutto le conoscono, io no. Io dico che noi non abbiamo avuto il lockdown, non siamo stati zona rossa, perché qualcuno predica che solo la zona rossa può risolvere il problema. Noi non siamo stati zona rossa. Certo. Quindi abbiamo dei fenomeni che non hanno una spiegazione, anche la diversità di come si è diffusa l'epidemia all'interno della regione e rispetto a regioni molto vicine a noi, no? Differenze che non sono spiegabili, che magari hanno fatto anche una chiusura che noi non abbiamo fatto, e quindi ci sono delle cose che non sono facilmente spiegabili con un unico motivo. Di sicuro noi abbiamo un enorme lavoro silenzioso della prevenzione, del tracciamento, del territorio che ha monitorato un fracasso di situazioni, di isolamenti, di gente in quarantena e monitorata, di tamponi per screenare situazioni dubbie o difficili. Ecco, questo è un lavoro silenzioso di cui non si parla, enorme su tutto il territorio, che forse in questo momento è giusto riconoscere, perché in questo momento stiamo raccogliendo i frutti anche di quel lavoro, di cui non si parla mai. Perché potete fare le zone ultra rosse, adesso come non mi ricordo più come la chiamate l'Europa, ma guardate che se non c'è un duro rosso scuro, no, se non c'è un duro lavoro sul territorio per contrastare l'epidemia, e quello prescinde dalla zona, dalla classificazione. Noi continuiamo a far vedere quante persone abbiamo in isolamento, quante ne abbiamo in quarantena, quante persone sono a domicilio, quante ne troviamo ogni giorno. Quello è il lavoro che non viene captato come lo sforzo del servizio sanitario, perché anch'io per primo parlo sempre dell'ospedale, no? Perché fa impressione il numero dei ricoverati, il numero delle rianimazioni, però guardate che noi abbiamo altrettanti malati curati a casa, abbiamo ogni giorno persone che fanno tamponi, che vanno in giro a vedere situazioni a rischio, a bloccare catene di trasmissione, che diamo disposizioni bloccando qualcuno dove si è verificato un caso sospetto.
Ecco, io credo che questo sia un lavoro che oggi va riconosciuto e ha dato i risultati che abbiamo oggi. Quanti ne avete a casa, dottore, mi scusi? Abbiamo ancora circa 2000. Vabbè, no, apprezzo la vostra modestia, pensavo che qualcuno avesse il coraggio di dire che il Veneto non ha fatto gli stessi errori della Lombardia, che ha ricevuto per 54 volte delle letterine e poi probabilmente, so che su questo Presidente abbiamo forse delle idee diverse, ma comunque benissimo, per fortuna è arrivata da Moratti, ecco. È avanti. Però guardate, il dottor Flora ha detto una roba che è la verità. Vi dico solo sto cameo e dopo verrà il professor Baldo e vi dà il resto. Grazie al lavoro del contact tracing, che oggi lo chiamiamo il paradosso della virtuosità, perché ci hanno sputtanato per 2 mesi perché trovavamo più positivi di tutti, il lavoro di verifica della circolazione del virus ci permette di dire che abbiamo anche avuto difficoltà a trovarlo, perché isola, poi siamo arrivati al fatto che insomma abbiamo galoppato tanto nel territorio per andare a trovarli, perché li trovi ai Covid point quelli che hanno i sintomi, perché siamo talmente organizzati che uno gli viene il raffreddore subito al Covid point, quindi avete capito che lavorone è stato fatto. Passo parola alla dottoressa, scusa, volevo dire che domani c'è la dottoressa Scroccaro, che è il nostro riferimento per i farmaci e anche riferimento AIFA, e per parlare di cure domiciliari volevo solo annunciarvi questo. Io chiedo scusa. Mi scuso con la dottoressa Russo, ma devo andare. Un attimo solo, c'era prenotato Malavasi per una domanda. Scusami Malavasi, io vado. Sì. Grazie. Solo un dettaglio a proposito del rosso scuro. Mi pare, se non dico una sciocchezza, che ci sia qualche difficoltà per i lavoratori che devono andare in trasferta all'estero perché riconosciute dall'Europa, cioè devono sottostare a misure di quarantena, non c'entra niente. Non c'è ancora. È un'ipotesi? Allora là nelle aziende dove circolano queste voci vanno smentite? Ok. Allora, scusate, buongiorno. No, allora, questa storia del rosso scuro vorrei chiarire un attimo. Allora, una cosa è la stadiazione di rischio che abbiamo a livello nazionale e che divide i vari scenari in rapporto ad un sistema di indicatori molto complesso di cui abbiamo parlato più volte, che riassume quella che è la situazione epidemiologica di una regione rispetto a un'altra. Un'altra cosa è invece l'individuazione di un parametro, quello che è stato riportato, che è legato all'incidenza, che è un parametro, cioè il numero di positivi standardizzato su 100.000. È chiaro che per poter confrontare i diversi paesi europei si è scelto un solo parametro e si sono fatte, come spesso accade, una serie di colori legati ad una scala, ok? Che va dal colore più chiaro a quello più scuro, ma è un parametro, non c'entra niente col fatto di mettere uno Stato, una regione, un paese in una, categorizzazione di scenario epidemiologico. Lì hanno fatto un confronto in quel momento su quella che era l'incidenza nei diversi paesi, all'interno dei paesi, quelle che erano le incidenze più alte in determinate regioni. E si è visto che in questa scala, che andava dal colore più tenue a quello più marcato, il Veneto in quel momento aveva un'incidenza di, non mi ricordo, 600 su 100.000, ma è una fotografia di quel momento. Io vi dico che oggi il prossimo report che uscirà ufficialmente dice che il Veneto ha un'incidenza di 156 su 100.000, quindi questo è un parametro che si misura nel tempo, può essere un'incidenza settimanale, un'incidenza quindicinale, un'incidenza mensile, va poi catalogata e confrontata con analoghe incidenze nello stesso periodo. Però confondere il colore di un parametro a secondo della sua gradazione rispetto a una classificazione epidemiologica di rischio è completamente fuori, cioè le due cose non sussistono.
Noi adesso aspettiamo, come ogni settimana, la valutazione sulla base dei 21 parametri e vedremo dove, insomma, ci andremo a collocare, ma come ha detto il dottor Flori, i nostri parametri fortunatamente sono tutti in discesa, ecco. E questo, insomma, ci fa stare tranquilli, al di là del colore, per quello che è la situazione sanitaria. Allora, intanto vi volevo, insomma, presentare un attimo, d'accordo con l'assessore e col direttore, quello che è l'andamento del piano vaccino, del piano vaccinale contro il Covid. Allora, volevo fare brevemente il punto della situazione e quello che sarà e quello che noi stiamo mettendo in campo in termini di programmazione per garantire l'avanzamento del piano e quindi la protezione della popolazione. Allora, abbiamo gli ultimi dati alle 11 di stamattina sono che abbiamo fatto in totale 145.619 dosi di vaccino e nell'ambito di queste dosi 33.926, ma poi vi vedremo la tabella, quindi quasi 34.000 dosi sono seconde dosi. Ciò significa che 34.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale. Queste persone sono soggetti della popolazione target che era compresa, diciamo, nella cosiddetta fase 1, che rispecchia naturalmente quella nazionale, che sono operatori del servizio sanitario regionale o del servizio sanitario privato accreditato, comunque personale sanitario, e soggetti che si trovano all'interno delle strutture residenziali per anziani, che possono essere ospiti oppure operatori e quindi rientrano nella prima categoria. Il nostro piano ha avuto, come dappertutto, una battuta d'arresto legata alla diciamo, fornitura ridotta che ci è stata data dalla Pfizer, però ieri, anzi l'altro ieri, è arrivata una nota da parte del commissario Arcuri che ci dà una programmazione di quelle che sono le dosi di vaccino che arriveranno per tutto il mese di febbraio. È chiaro che a questo punto il fatto di avere la possibilità, insomma, di programmare sulla base delle dosi che ci arrivano ci dà insomma, l'opportunità di dire anche come procediamo. Allora, il come procediamo ha due tipi di indirizzi che sono legati da un lato appunto al numero delle dosi, dall'altro al tipo di vaccino che noi abbiamo a disposizione. Al momento abbiamo a disposizione prevalentemente il vaccino della Pfizer, che abbiamo detto ha bisogno di un certo tipo di conservazione, ma anche di ricomposizione di ricostituzione prima della somministrazione. Quindi questo implica che viene e può essere utilizzato prevalentemente nelle strutture e negli ambulatori vaccinali di sanità pubblica e non invece da dare, diciamo, ai medici di medicina generale, perché costituirebbe, insomma, un lavoro e un aggravio che non ne consente la facile somministrazione. E poi abbiamo un piccolo quantitativo che ci viene dato del vaccino Moderna. Il vaccino Moderna, anche questo, deve avere un certo tipo di concentrazione, di conservazione, deve essere utilizzato in un certo arco di tempo. Quindi due vaccini che al momento vengono affidati per quanto riguarda la somministrazione alla sanità pubblica. Che cosa come ci stiamo organizzando? È chiaro che dobbiamo chiudere la fase 1, che è quella degli operatori sanitari e delle strutture residenziali, ma nel contempo nella fase 1 sono compresi anche i soggetti ultra ottantenni. Allora, quindi c'è una fase 1A, diciamo, e una fase 1B, che è quella degli ultra ottantenni. Per noi è importante quindi cercare di proteggere tutti quelli che abbiamo già iniziato a vaccinare, ma cominciare anche con la popolazione generale, quindi con queste coorti. Quindi sulla base, diciamo, delle forniture che ci verranno date a partire dalla prima settimana di febbraio, avremo la possibilità di completare entro, diciamo, la prima settimana di febbraio, la prima settimana e un po' debordando nella seconda settimana di febbraio, tutti i cicli iniziali
che abbiamo avviato. Ci mancano 76.000 dosi, quindi queste riusciamo a completarle, perché complessivamente fra Pfizer e Moderna nel mese di febbraio è prevista la consegna di 250.000 dosi. Quindi chiude 250.000 dosi. No, in tutto il mese. Tutto il mese di febbraio 250.000 dosi. Allora ce ne mancano 76.000 all'incirca per chiudere, diciamo, i primi 110.000 che abbiamo vaccinato, circa 80.000, e poi cominciamo a fare gli altri della fase 1 che ci mancano, che sono altri 100.000. E questo ci dà però la possibilità di avere, se le consegne saranno rispettate, se naturalmente la programmazione che ci è stata comunicata ufficialmente verrà rispettata, di cominciare a far partire le lettere che abbiamo già pronte, l'abbiamo già detto, per i nuovi ottantenni, coorte del 1941. Ok? Allora, cominciamo. Come? Adesso ci arrivo. Allora, sì, la Corte del 1941 che volevamo appunto avviare a partire dal 15 di febbraio, perché a quel punto avremo il tempo intanto di invitare le persone, perché è chiaro che dobbiamo dare questo lasso di tempo, di consolidare quanto c'è stato programmato, c'è stato anticipato in termini di arrivo, perché anche questo è estremamente importante, e quindi cominciare con la vaccinazione dei nati del 1941. In contemporanea però abbiamo detto un'altra cosa nell'ambito della nostra programmazione, che avremmo sì considerato gli ultra ottantenni, ma che nella valutazione del rischio, poiché sappiamo che tutti i soggetti che vanno, diciamo, che sono ricoverati in ospedale, la maggior parte, che purtroppo hanno le maggiori complicanze, hanno una fascia d'età che parte dai 75 anni, noi vogliamo partire anche con i 75 anni. Quindi avvieremo un tipo di strategia vaccinale parallela che considera la coorte a partire dai nuovi ottantenni che sono i nati del 41 e la coorte del 46, con un processo parallelo che porta al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo. È una strategia vaccinale che abbiamo adottato anche in passato a seguito di emergenze, il 2008 per quanto riguarda la meningite, se vi ricordate, altre, dove abbiamo, insomma, siamo partiti con la vaccinazione di coorti parallele per arrivare al ricongiungimento delle coorti. Questo è il nostro obiettivo. Quindi in sintesi sarebbe, per quanto riguarda il 41, cominciare la chiamata a partire dal 15, la settimana dopo cominciare a chiamare i nati del 46, quindi i nuovi 75enni, il primo sperando sempre la premessa che ho fatto prima, che ci siano i vaccini, dal 1 di marzo la coorte del 40, quindi andare verso gli 81, 82 eccetera, e invece per quanto riguarda procedendo dai 75 la settimana successiva a quello dell'8 la coorte del 45. Questo, se questa sarà la velocità. È chiaro che potrebbe intervenire, speriamo in maniera favorevole, l'aumento delle dosi che sono state previste per quanto riguarda questi due vaccini, ma l'entrata in campo di AstraZeneca. AstraZeneca potrebbe cambiare completamente, diciamo, la velocità delle cose, perché a quel punto sarebbe possibile poter usufruire anche, diciamo, dell'apporto dei medici di medicina generale e quindi ampliare il numero di coorti e raggiungere più velocemente la protezione per quanto riguarda questa fascia di popolazione che va dai 75 anni in su. Se invece AstraZeneca dovesse avere un limite, nel senso che viene autorizzata per una popolazione di età inferiore ai 65 anni, ai 70 o ai 60, allora lì dovremmo orientare l'utilizzo di questo vaccino per principalmente le categorie a rischio dei soggetti che sono al di sotto di quell'età limite per cui viene ad essere autorizzato. Allora, la nostra programmazione quindi è in linea con quella che è la priorità definita dai piani pandemici, quindi operatori e soggetti a maggior rischio. Però nell'ambito di questo tipo di programmazione abbiamo pensato di poter estrapolare da queste forniture delle forniture più ridotte
per poter vaccinare dei soggetti che riteniamo essere dei gruppi particolarmente fragili, che invece prescindono dal discorso dell'età, che possono essere gli oncologici. Adesso vedremo con quale tipo di stratificazione, quelli che in questo momento, a giudizio dei centri che li stanno seguendo, possono essere più a rischio, quindi sono all'incirca 20.000 soggetti dai dati che ci sono stati forniti, e quindi potremo fornire ai centri che seguono questi gruppi di pazienti via via che abbiamo disponibilità di 2.000, 5.000, 8.000 dosi, in modo tale da poter mettere in sicurezza questa fascia di popolazione. E un altro tipo di valutazione lo stiamo facendo per quanto riguarda i trapiantati o quelli in attesa di trapianto, quindi anche lì numeri più piccoli che potremmo cominciare, diciamo, a mettere in sicurezza da queste forniture, insomma, che ci arrivano. Quindi una strategia che segue il piano, ma che tende anche a mettere in sicurezza, diciamo, dei piccoli gruppi target che sono particolarmente a rischio. Questa è la nostra programmazione. Adesso, insomma, la definiremo nel dettaglio anche con le aziende, questa è un po' la tempistica, e via via che avremo la disponibilità del vaccino naturalmente può cambiare la velocità, speriamo in meglio. Questo per quanto riguarda, diciamo, la nostra programmazione. È chiaro che sta andando avanti anche la campagna di formazione, molto ci hanno chiesto anche di essere formati coloro che ci aiuteranno invece per l'altro target che non abbiamo menzionato, che è quello dei servizi essenziali, perché nella fase 2, oltre alla popolazione generale di cui abbiamo parlato, soprattutto gli anziani, abbiamo da tenere in considerazione i servizi essenziali, che sono poi essenziali perché devono nelle condizioni di emergenza mantenere l'integrità della società. Lì avremo la possibilità di poter usufruire per le strutture, per diciamo, le categorie dei lavoratori che ce l'hanno, del supporto dei medici competenti, quindi affideremo ai medici competenti il quantitativo di vaccino necessario per vaccinare quei lavoratori, e stiamo predisponendo una sorta di protocollo d'intesa, perché è normale che le procedure, la registrazione, la tracciabilità del vaccino, la segnalazione di eventuali reazioni deve essere in linea con tutto quello che noi facciamo per la popolazione generale, quindi in tutte le sue declinazioni. Quindi questo è l'altro. È chiaro che anche lì la presenza di AstraZeneca, che è un vaccino che è sicuramente destinato, diciamo, anche per popolazioni di età più giovane, sarebbe il vaccino che ci aiuterebbe a vaccinare velocemente anche la popolazione generale che lavora nei servizi essenziali. Questa è un po' in linea di massima, insomma, la nostra programmazione. Ci tenevamo a farla presente anche per dare un messaggio, insomma, di continuità di quello che è il piano vaccini. Solo una cosa rispetto ai medici di medicina generale, i medici di famiglia. Noi li abbiamo già contattati, abbiamo già fatto incontri sia con l'ordine dei medici che con le sigle sindacali. Loro sono chiaramente disponibili a partecipare alla campagna vaccinale, dipende chiaramente dalla tipologia di vaccino, perché deve essere un vaccino non ricostituito, che non ha la catena del freddo, insomma, come i primi 2 vaccini, e stiamo cercando di chiudere con loro, insomma, un accordo che segue un po' quelli che sono anche i parametri oggi, insomma, legati al vaccino antinfluenzale. Però siccome è in corso anche una trattativa nazionale e a livello nazionale si voleva avere un accordo nazionale uguale per tutte le regioni rispetto appunto parametri da inserire in questo accordo, siamo anche in attesa di capire se c'è un'evoluzione da questo punto di vista, per essere pronti, qualora appunto ci fosse la disponibilità di vaccino, di iniziare anche con loro rispetto ai soggetti che possono e che sono in grado di vaccinare, insomma, però successivamente. Certo. E quale sarebbe il compenso questa volta? Non hanno parlato ancora a livello nazionale di compenso. Ci sono regioni, voi sapete, che hanno tenuto i compensi legati a quanto percepito per l'antinfluenzale, però siamo in attesa di capire, insomma. Scusate, andiamo con ordine. Se apriamo le domande, cominciamo con
la Marchiori. Sì, buongiorno dottoressa, mi scusi, una cortesia, siccome ci stanno arrivando moltissime telefonate proprio nel corso della diretta da parte di persone soprattutto anziane, se gentilmente potesse ripetere brevemente le fasce d'età e il percorso vaccinale in modo che sia un po' più chiaro, perché hanno un po' di confusione. Allora, abbiamo detto che questa è una programmazione legata a quello che c'è stato finora, insomma, assicurato che arriverà. Allora, per quanto riguarda la popolazione generale, perché penso che questa sia, insomma, la cosa più importante, noi pensiamo di partire con l'avvio della chiamata degli ultraottantenni dalla settimana del 15 febbraio, con la chiamata dei nati del 1941. Solo il 1941 per quella settimana lì. Ve lo dico subito perché vi dico il numero delle coorti. Sì, adesso vi dico subito. Il 41, i nati del 1941. La coorte, la chiamata va sempre fatta per coorte. Sono 43.346. 43.346. Poi c'è il dato di 340. Sì, sì. Grazie. Tenete conto che su questi 40.000 ci può essere qualcuno che è stato vaccinato perché è dentro le case di riposo. Quindi questi sono quelli che cominciano ad essere chiamati a partire dalla settimana del 15. La settimana successiva, poiché abbiamo detto, quindi la settimana dal 22, poiché abbiamo detto che andiamo in parallelo con 80-75, cominciamo a chiamare i nati del 1946. Solo i 46. Andiamo per coorte e sono quelli che sono il numero di 46.371. Primo marzo avevamo detto cominciamo a chiamare quelli del 40. Che sono? Aspettate un attimo, 40.500. 40.500? Sì. E poi quelli del 45 che sono 46.700. Allora, è chiaro che cosa vuol dire questo? Vuol dire che diverse linee, sì, diverse linee però vaccinali vengono aperte, perché via via chiami i primi, poi questi deve dare l'appuntamento per la seconda, ok? Quindi poi segue la sua tempistica. La velocità di progressione nel completare una coorte dipende dal vaccino che avremo. Ecco. E poi si scende. E poi si scende, certamente. Si va, infatti, sì, sì, e poi. Ecco, questo è un po' fino al raggiungimento delle coorti. Come? Nel caso in cui arrivasse, posso scusare? Hai perso il controllo della Nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini, nel caso in cui arrivassero tutti i vaccini e quindi non ci fosse più la difficoltà, siamo senza materiale. Cominciamo a chiamare le altre coorti. Certo, e voi pensate di concludere tutto per quando? Non lo possiamo dire questo perché dipende dal numero di vaccini che avremo. Impossibile, cioè adesso è veramente difficile. Se vacciniamo 1 milione di persone al mese impieghiamo 4.000. Sì, cioè. Dovremmo avere 1 milione di vaccini. Diciamo che abbiamo tenuto una velocità altissima quando è partita la vaccinazione, eravamo sulle 6-7 mila dosi al giorno e adesso diciamo che dipende. Poi se avremo i vaccini avremo anche più forze in campo, come diceva l'assessore, i medici di base, le farmacie, tutto quello che possono essere, tutti quelli che ci possono aiutare, ma è chiaro che dipende dal vaccino. Dottoressa, quanti sono? No, nessun problema, una domanda tecnica. Dove vanno queste persone? Vanno le chiamate voi, vanno negli ambulatori? Allora, oppure nelle strutture che i comuni stanno attrezzando? Beh, è la stessa cosa. Allora, diciamo che la chiamata viene fatta, l'abbiamo detto più volte, attraverso un invito nominativo, come sempre,
che viene destinata alla coorte, quindi a tutti i soggetti appartenenti a quella coorte. La persona che riceve l'invito nominativo avrà anche l'indicazione del giorno e dell'ora e di dove recarsi. Ogni azienda ULSS ha trovato dei siti dove convogliare le chiamate delle persone nel rispetto di quelle che devono essere le misure naturalmente necessarie per questo periodo. Quindi stiamo ricostituendo con le ULSS la mappa di tutti i punti che per queste prime questo avvio di chiamata della popolazione generale sono stati previsti. Quindi ci sono già le localizzazioni, gli accordi con i sindaci e tutto quello che naturalmente serve ad allestire un punto vaccinale più o meno grande, dipende dalla realtà. Dottoressa, mi scusi, questa mappa quanti punti vaccinali comprende e se ci sono già anche comprese le famose primule? Le primule non le abbiamo ricevute, queste non ci sono, ma è chiaramente il logo nazionale e quindi quando arriveranno le terremo in considerazione e vedremo dove metterle. Al momento le ULSS hanno fatto la mappatura delle sedi a secondo la loro organizzazione. La stiamo costituendo, appena sarà disponibile naturalmente potremo farvela avere. E quanti sono i trapiantati, mi scusi? No, lo sappiamo, abbiamo avuto un primo colloquio con il responsabile del centro trapianti e adesso stanno stilando anche una serie di priorità in modo tale da identificare, via via che saranno disponibili i vaccini, la possibilità di vaccinare queste persone particolarmente a rischio. Non ho ancora i numeri. Okay. Posso fare un'ultima? No. Okay. Bene, nella mia lista ho Malavasi e poi Moscati. E Marchiori che non aveva finito. Ma il fatto domanda decisiva però. Allora, dettaglio per terminare con l'assessore, quello che si diceva un attimo fa, qual è il compenso per iniezione, per vaccino somministrato? Non c'è un compenso perché non abbiamo antinfluenzale? No, sull'antinfluenzale 6,15 €. Okay. Però oggi non c'è un compenso, siamo in attesa di questo accordo nazionale. Ok. Marchiori poi Moscati, prego. Sì, buongiorno, mi scusi, Moscati, il Nuovo Terraglio. Io le volevo chiedere, siccome ho visto che si parte dagli 80 per andare agli 81, 82, avevo una domanda da parte del signor Severino Centenare e della sua sorella gemella Antonia, che hanno compiuto 101 anni martedì, e che mi chiedeva, ma io potrò fare il vaccino? Quando mi chiameranno? Quando mi chiameranno, visto che c'è questa scalata all'indietro e loro hanno una certa età. Via via, è chiaro che via via che avremo il vaccino e a seconda della numerosità delle coorti, è chiaro, arriveremo a tutte le età. Noi non abbiamo escluso nessuno nel nostro conteggio di persone da vaccinare, da proteggere, ci sono naturalmente tutti. È chiaro che le scelte delle coorti vengono fatte non a caso, ma vengono fatte sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche e sulla base di dove è la maggiore concentrazione non tanto di numero di casi ma anche di gravità. Sono state individuate a livello internazionale queste fasce e quindi noi seguiamo questo tipo di percorso. Nel nostro percorso veneto abbiamo aggiunto per accelerare la protezione delle fasce più a rischio, i 75 anni. Quindi abbiamo costruito questa strategia che va in parallelo tra i 75 e gli 80 proprio per proteggere quella fascia di soggetti che sono maggiormente a rischio di andare incontro a ricoveri in terapia intensiva e poi di conseguenza a tutte le complicazioni che questo comporta. Quindi questa appunto è stata la nostra scelta. Se avremo la disponibilità del vaccino andremo sicuramente molto molto veloci. Diciamo che nascondeva anche una domanda, forse abbiamo visto anche che le persone molto anziane, cioè parliamo degli over 90, hanno avuto paradossalmente minor esiti negativi rispetto a quelle nella fascia, però chiaramente queste sono tutte cose da studiare che per ora non possiamo controllare. Grazie.
Allora chiede di intervenire Michela Nicolucci Moro. Dottoressa, mi scusi, ho un'ultima domanda, dottoressa. Volevo capire se la nota di Arcuri vi specifica alla fine quante dosi di AstraZeneca arriveranno, perché siamo partiti da 16, poi 8, no. 3,6, 3,1 e si è già fatto la suddivisione per regioni. Allora, la nota del dottor Arcuri specifica quante dosi di Pfizer e quante dosi di Moderna. Hanno fatto una distribuzione per regioni in rapporto, diciamo, alla popolazione. E quindi per quanto ci riguarda la lettera che è arrivata non comprende quella della prima settimana di febbraio, che però è pari a, l'ha detto poco fa il Presidente, 50.000, adesso comunque poi vi dico, 45, 600 e qualcosa. Per quanto riguarda dalla settimana dell'8, allora alla settimana del 22 sono 197.210 per il Veneto. Comprese poi quelle della prima settimana arriviamo ai 250.000 di cui ho detto per tutto il mese di febbraio. Pfizer e Moderna. Il dato di AstraZeneca che noi avevamo nazionale, che è uscito dall'incontro di sabato sera, era quello di 3,4 milioni a livello nazionale per i primi 3 mesi e arrivo prima tranche il 15 attorno al 15 di febbraio. Però sono dati che ci ha dato il commissario Arcuri sabato sera e non abbiamo nessun riscontro. E questo prima delle problematiche che sono nate con la Gran Bretagna e con il rispetto dei contratti, la lite, come esattamente dire... prima, sabato sera, quando abbiamo fatto la videoconferenza. Che questi quantitativi siano rispettati. Aspettiamo conferma. Per AstraZeneca aspettiamo conferma. Ma abbiamo almeno la conferma che dovrebbe arrivare domani l'approvazione da parte di EMA o neanche quello? Noi sappiamo quanto vuoi. Perfetto. Alda Vanzan. Dottoressa, scusi, ci chiedono, le persone disabili sono ricomprese nella prima fase 1A, 1B? Quelle che sono nelle strutture le abbiamo considerate nella fascia, quindi strutture residenziali per anziani e anche disabili dei vari centri. Questi sono compresi e quindi verranno vaccinati entro la prima metà di febbraio nel rispetto delle dosi. Per quanto riguarda invece le coorti, quindi i soggetti che all'interno delle coorti hanno condizioni o perché sono in assistenza domiciliare o perché sono impossibilitati a spostarsi, naturalmente in quel caso verrà valutato, insomma, come è anche per l'antinfluenzale, la vaccinazione a domicilio. Ci sono altre domande? Io... Marchiori. Sì, mi scusi. Queste, insomma, con le premesse che vengono rispettati i quantitativi e che quindi poi la consegna sia più o meno la stessa che ci viene assicurata, questi 50.000, 60.000 a settimana, che ci consente di fare le prime dosi e poi anche le seconde dosi. Quindi questo è quello che ci hanno, insomma, detto e sulla base di questo dobbiamo fare la programmazione, perché se così non fosse dovremmo aspettare di avere 6 mesi di consegne e poi fare tutte le vaccinazioni, il che naturalmente non risponderebbe alla necessità di sanità pubblica, che è quella di bloccare la gravità della malattia, e speriamo di cambiare l'epidemiologia della circolazione del virus. Certo, grazie. Scusi, un'altra domanda. Quanto alta è la probabilità che i vaccinati possano contagiare chi non è vaccinato? Non ho nessuna, diciamo, percentuale in questo senso, perché intanto non è previsto e non è scritto da nessuna parte che un soggetto vaccinato possa contagiare altri. Intanto questo per sgombrare il campo. Poi è chiaro che, essendo un vaccino che si sta utilizzando molto velocemente su una larga fascia di popolazione mondiale, ci sarà chi ha cominciato prima, tipo Israele, insomma l'Inghilterra, che stanno raccogliendo molti dati che ci daranno informazioni su questo. Non sappiamo neanche, l'abbiamo già detto, se saranno sufficienti 2 dosi o se bisognerà fare un richiamo. Quindi è un percorso di immunizzazione importantissimo, è l'unico di cui disponiamo per poter sconfiggere la malattia.
tutto quello che raccogliamo, diciamo, come informazioni aggiuntive le raccogliamo via via che procede la campagna vaccinale a livello mondiale. Ecco. Grazie. Alda Lanzan. Ne approfitto, dottoressa. Nelle ultime 2 settimane sono arrivate indicazioni in merito ai tamponi relativi ai vaccinati? Cioè chi si è vaccinato deve continuare a fare tamponi? No, non ce l'abbiamo questo tipo di non abbiamo questo tipo di informazione, perché il Ministero si sta consultando con gli altri Stati e naturalmente ci saranno delle indicazioni europee, quantomeno per quanto riguarda la sorveglianza dei soggetti, insomma la sorveglianza continua, lo screening dei soggetti vaccinati, però insomma va da sé che nel momento in cui raggiungeremo alte coperture vaccinali, insomma cambierà anche la modalità di controllo. Quindi al momento voi non fate il tampone a chi ha avuto la seconda dose di vaccino? La seconda dose, dopo la seconda dose devono passare intorno ai 10-15 giorni perché la persona possa essere considerata protetta. Nel frattempo speriamo che il Ministero, insomma, ci dia informazioni in merito. Posso chiederle l'ultima cosa al volo, dottoressa? In merito alla richiesta dell'Ordine dei Medici che credo abbiano presentato anche all'assessore Lanzarin, ecco, il famoso 13 o 14% di operatori non sanitari che sono stati vaccinati. Allora, l'abbiamo già chiarito sia con loro e mi sembra anche poi è uscito. Allora, intanto il 14% era un dato nazionale e non era un dato nostro. Il dato del Veneto è un 9%, ma che comprende categorie che oggi sono incluse dal piano vaccinazione nazionale, ossia comprende anche personale amministrativo, comprende quelli delle pulizie, comprende anche quelli che guidano l'ambulanza, comprende insomma dei soggetti che hanno diritto comunque alla vaccinazione inseriti nel piano in questa prima fase. Grazie. No, io avrei, non so se avete ancora un po' di pazienza, non vorrei abusare della vostra cortesia, ma siccome mi pare di capire che per quanto riguarda la campagna vaccinale ci dovremo attrezzare di pazienza perché i tempi saranno purtroppo lunghi, non per colpa ovviamente della struttura sanitaria veneta, ma per la carenza dei vaccini sul mercato, visto che ci sono 8 miliardi di persone che vivono su questo pianeta e i vaccini in produzione in questo momento mi pare siano, se Pfizer ce la farà, arriverà a 2 miliardi e poi quello che riuscirà a garantire l'AstraZeneca, molte aziende si sono ritirate per l'impossibilità proprio scientifica di arrivare al traguardo dell'obiettivo fissato, nonostante l'Unione Europea abbia messo 10 miliardi già con questi grossi colossi farmaceutici e altrettanto abbia fatto l'America con direi Pfizer fondamentalmente e Moderna. Ecco, fatta questa premessa, e questa idea di consentire alle aziende italiane di produrre vaccini con la concessione dei diritti è realisticamente praticabile oppure si tratta di un auspicio, di un desiderio legittimo e in realtà il nostro Paese è sguarnito delle strutture tecniche, scientifiche e poi anche le stesse aziende non hanno probabilmente lo stesso livello tecnologico e competitivo dei 2 colossi americani. Ci potete dare una risposta in tale proposito? Scusa un attimo, ma tu hai il dubbio che il nostro paese sia sguarnito? No, io so che noi abbiamo un grande paese alle spalle su cui possiamo contare. No, ma in Italia non abbiamo un produttore del vaccino oggi, quindi siamo sguarniti, certo. Se avevi il dubbio. Che poi ci possa essere collaborazione tra industrie farmaceutiche e che l'Italia le possa favorire è un altro discorso, ma siamo a un anno dall'epidemia e oggi i vaccini noi li guardiamo dall'estero, ci arrivano dall'estero. Ben venga ogni iniziativa, mi pare che una sia in corso, ma ad oggi dipendiamo totalmente dall'industria farmaceutica straniera. E pagare i diritti, cioè, ad esempio il professor Remuzzi sostiene che se sul mercato vengono messi 3 miliardi è probabile che Pfizer... Guardate che è bene... Fantascienza? No, è che non dipende dalla volontà di uno studioso, dipende da un'industria farmaceutica che in questo caso è una multinazionale straniera che non fa gli interessi di uno studioso, fa i suoi interessi. E noi attraverso l'Unione Europea acquisiamo i farmaci da questa struttura. Se questa struttura offre la possibilità o raggiunge un accordo con l'industria italiana per produrre il vaccino, io penso che l'Italia possa dare una mano ad aiutare.
Ma ad oggi bisogna essere chiari su questo, non è che i desiderata o i sogni notturni diventano realtà. Cioè, chi dice di mettere 3 miliardi sul piatto, con chi ha parlato? Il calcolo penso teorico e tecnico di quello che può essere la valutazione di mercato. Sì, ma i conti in casa d'altri, insomma, lasciano lo spazio che trovano. Allora, se non ci sono altre domande. Nei prossimi giorni vediamo. Era un'anticipazione. Però va bene, aspettiamo insieme 2 o 3 slide da mandarmi. Va bene? Grazie. Eccoci, 13:53 finisce con una parziale polemica questa conferenza stampa dall'unità di crisi di Marghera. Allora, avete sentito 2 dati importanti. Il primo, la data del 15 febbraio per partire a vaccinare la popolazione con una prima dose. Si partirà dalla Corte, così come l'ha definita la dottoressa Russo, del 1941 per andare poi a scalare. E parallelamente invece, quindi la settimana dopo, ci sarà la Corte del 46 e quindi si passerà a vaccinare gli ultra ottantenni ma anche gli ultra 75enni, quindi con diciamo una pratica incrociata di corti. Che cosa significa? Che significa che appunto chi ha 80 anni verrà vaccinato prima, chi invece ne ha 90 verrà vaccinato dopo. Però insomma il piano c'è, anche perché hanno annunciato che in tutto il mese di febbraio arriveranno tra Pfizer e Moderna 250.000 vaccini. Quindi il Veneto è pronto e avete sentito la dottoressa Russo ha anche confermato che qualora la fornitura dovesse essere più cospicua è già partito l'accordo che si sta chiudendo anche a livello nazionale con i medici di base. Quindi la squadra, come abbiamo sempre detto, c'è, è pronta, mancano i vaccini e quindi li stiamo attendendo con ansia. C'è il tempo prima di andare in pubblicità e farvi vedere il meteo per darvi alcune notizie però di cronaca. Allora, è arrivato il dato, consueto dato sui controlli sulle strade fornito dal sottosegretario all'interno, il vicentino Achille Variati. Allora, invito alla prudenza anche alla vigilia dei saldi, soprattutto questa settimana in Veneto le verifiche delle forze dell'ordine sul rispetto delle restrizioni anti-Covid sono state numerose, sono stati eseguiti 24.400 controlli con 503 sanzioni, 5.695 esercizi commerciali sono stati controllati, 24 sanzionati, di questi 5 dovranno chiudere le proprie attività. Attenzione, sono dati veneti. Il numero che salta agli occhi in negativo è quello delle persone scoperte ancora una volta dalle forze dell'ordine in violazione della quarantena, sono 10, portano il totale parziale del mese a 30 casi, cioè persone sottoposte al regime di quarantena che invece sono stati trovati bellamente a Zonzo. Può sembrare un numero piccolo ma ha un significato enorme, dice Variati. Si tratta di persone che, perché positive, sono comunque sottoposte a quarantena. Raccomanda il sottosegretario prudenza proprio perché siamo alla vigilia dei saldi. Sapete che al 31 partirà il mese della scontistica, quindi ci saranno sicuramente molte persone attirate nei centri storici, nei negozi, quindi attenzione a rispettare le norme anti-Covid, quindi non uscire in caso di quarantena, non fare assembramenti. Poi c'è un'altra notizia invece che ci porta in via Piave, siamo a Montebelluna, una notizia di cronaca, un senza tetto di origini marocchine, Omar Almi, di 61 anni, è morto in un rogo divampato all'interno di un edificio abbandonato che si trova tra via Piave e via Zecchinella a Montebelluna, poco distante dalla stazione che un tempo ospitava la pizzeria allo stadio, chiusa da oltre 30 anni. L'incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento è stato spento dai vigili del fuoco che hanno rinvenuto all'interno la vittima rimasta asfissiata dal fumo di un braciere che lui stesso aveva acceso per scaldarsi e stemperare il gelo della serata. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del SUEM. Ancora una notizia di cronaca, la notizia preparata dalla redazione di Padova sull'operazione della Guardia di Finanza nei confronti di alcuni cittadini di nazionalità cinese. L'accusa è quella di riciclaggio, quindi breve cinesi, riciclaggio.
Utilizzavano un'attività di ristorazione per ripulire denaro sporco. 3 cittadini cinesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver riciclato 382.000 euro provenienti da una frode fiscale nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. I bonifici arrivavano nelle casse di un ristorante cinese di Galliera Veneta nell'Alta Padovana. 2 dei 3 indagati sono proprio i gestori dell'attività. I finanzieri infatti hanno accertato che i 2 ristoratori, dopo aver ricevuto i bonifici da parte di alcune imprese cartiere coinvolte nella frode, consegnavano sistematicamente in contanti alla moglie del principale indagato somme di denaro provenienti dalla loro attività di ristorazione, ripulendo così il denaro derivante dagli illeciti fiscali. In cambio ai ristoratori cinesi veniva data una commissione di 150 euro per ogni consegna di denaro che avveniva all'interno del ristorante dopo la chiusura serale. L'indagine si era sviluppata durante un'operazione del 2019 della Finanza di Treviso che aveva portato all'arresto dell'autore della frode realizzata mediante l'utilizzo di false fatture per circa 6 milioni di euro. L'indagato ha già patteggiato presso il Tribunale di Treviso la pena di 3 anni di reclusione. Questa è la cronaca, allora ora ci fermiamo, pubblicità, previsioni del tempo e poi di nuovo per l'ultima parte di questa edizione straordinaria. Vi aspetto. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al Meteo. Il campo di alta pressione che sta cercando di espandersi verso l'Italia non sarà destinato ad assumere un ruolo rilevante sul nostro territorio. Tempo comunque in prevalenza stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 28 gennaio sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento. Dal pomeriggio però aumento della nuvolosità con addensamenti alternati a spazi di sereno, precipitazioni generalmente assenti salvo una probabilità molto bassa di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti. Temperature minime sempre piuttosto fredde, sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece tra 1 e 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile con tanto sole al mattino, col passare delle ore più nubi con cielo a tratti coperto ma senza piogge. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà anche qui decisamente stabile e soleggiato dappertutto, locali nevicate intorno ai 1000 metri sui confini alpini, anche abbondanti. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 7 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Eccoci ben ritrovati, ultima parte di questa edizione straordinaria, sono le 14:04, abbiamo affrontato un po' la crisi politica, oggi nuova giornata di consultazione al Colle, avevamo collegato il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Possamai e il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che ci hanno lasciato, li ritroveremo nella diretta di lunedì per completare un po' il ragionamento che stavamo facendo soprattutto sul tema del Recovery Fund. Abbiamo avuto ospite anche Federica Polloni, presidente di Confapi Treviso, quindi la storia e la situazione delle piccole e medie imprese del territorio, e tra pochissimo parleremo invece di asili nido, perché un altro fronte, quello di sopravvivenza, quello in cui si sta comunque lavorando per combattere una battaglia e garantire educazione anche ai bambini, è quello dei nidi. Tra pochissimo con Elisa Pisani, vicepresidente di Assonidi. Ma vi do una notizia interessante, perché a 21 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino il 99% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi contro il virus, e sono i dati del primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell'ospedale Bambin Gesù. Quindi questa è una notizia che arriva da Roma, ma insomma è una notizia che
a pioggia ha delle ricadute anche sulla vaccinazione che stiamo facendo in Veneto. Solo 7 operatori sanitari dell'ospedale Bambin Gesù su circa 3.000 vaccinati con la prima dose di vaccino anti-Covid hanno sviluppato l'infezione da SARS-CoV-2, ma tutti entro il 14° giorno dalla prima somministrazione del vaccino, prima cioè della comparsa degli anticorpi protettivi. Insomma, primo monitoraggio su chi ha completato il ciclo vaccinale all'ospedale Bambin Gesù, 99% di anticorpi già presenti sulle persone vaccinate, quindi questa è sicuramente una buona notizia. Ricordiamo la data del 15 febbraio, momento in cui in Veneto si partirà con la vaccinazione alla popolazione, quindi gli over 80. Adesso dagli over 80 parliamo invece di under 3, quindi i bambini che frequentano l'asilo nido, con Elisa Pisani. Buongiorno Elisa. Ciao Anna, buongiorno. Allora, grazie per esserti collegata con noi. Parliamo di bambini, ma soprattutto parliamo di strutture asili nido privati che sono così fondamentali per il lavoro che svolgono, ma anche per il sostegno alle famiglie, cioè per consentire alle famiglie di poter lavorare, di potersi sostenere, avendo dunque questa politica di welfare sul territorio. Voi avete lanciato un po' un allarme, cioè i costi di gestione sono sempre più alti, le rette stanno aumentando. Allora, intanto come state gestendo questa fase, di che costi stiamo parlando e che cosa bisognerebbe fare? Allora, la fase comunque è delicata, per quanto tutto sommato devo dire che sta andando abbastanza bene, nel senso che come strutture siamo molto controllate e quindi la gestione del tutto è abbastanza semplificata sotto alcuni punti di vista, ma allo stesso tempo complicata sotto altri, perché per esempio noi dobbiamo lavorare suddivisi in bolle, cioè unità epidemiologiche, e questo per le strutture per esempio è un costo non indifferente, in quanto comporta dover avere del personale in più per gestire i bambini. Altri costi che ci siamo viste arrivare, ma come tutte comunque le attività, sono sicuramente i DPI, dispositivi di protezione, e l'aumento di sanificanti, ore di pulizia in più e tutto questo, e purtroppo ha avuto una ricaduta economica e siamo state costrette un po' tutte, chi più chi meno, ad aumentare le rette e quindi ricadere sulle tasche delle famiglie. Cura in questa fase su tutta la fascia, diciamo, delle scuole superiori, dalla didattica a distanza al potenziamento per il trasporto pubblico. Possiamo dire invece che forse voi in qualche modo con questo grido d'allarme chiedete attenzione anche alle fasce dei più piccoli, quindi al vostro lavoro, cioè che tipo di aiuti avete ricevuto voi come nidi privati? Beh, sicuramente non possiamo dire niente della Regione, perché la Regione l'anno scorso ci ha fatto arrivare dei contributi straordinari e quindi questo ci ha permesso sicuramente di affrontare il 2020 senza troppe preoccupazioni in ogni caso. Il problema è questo 2021 comunque, che tanti pensavano sarà la fine, ritorniamo come prima, ma almeno fino a luglio, chissà a settembre, non è che vedo che ci saranno tanti cambiamenti su come dobbiamo gestire, quindi sicuramente ci aspettiamo, soprattutto da parte dello Stato più che dalla Regione, l'arrivo di ulteriori contributi per affrontare le emergenze essenzialmente, perché essendo poi un'attività aperta noi non abbiamo nessun tipo di aiuto in questo momento tra pagare gli affitti o cose di questo genere. Sicuramente possiamo usufruire della cassa integrazione in caso di necessità, perché comunque tante strutture, che siano pubbliche o private, hanno deciso di mantenere un numero un pochino più basso di bambini per gestire al meglio la situazione, anche il discorso del tracciamento. Certo. Che devo dire, forse nel nostro mondo è funzionato meglio che in altri sicuramente. Ecco, dal punto di vista dei contagi, non le chiediamo la contabilità, insomma, però come sta andando? Allora, per quel che mi riguarda, noi qua abbiamo avuto qualche caso di Covid tra di noi, una sono stata io, che l'ho anche scoperto dopo, però facciamo parte dell'ASL 2 della Marca Trevigiana, e devo dire che anche nel periodo peggiore, che è stato quello tra ottobre, era novembre, quindi dove i casi comunque erano
tanti e le ore per andarsi a fare il tampone in dogana erano 3-4. Devo dire che siamo state seguite molto bene, mi hanno richiamato addirittura quelli dell'ufficio che faceva il tracciamento di sabato e di domenica per sapere come stavamo, però non ha riguardato nessun bambino per il momento. Senta, quando c'è un caso di positività all'interno di una classe, visto che i bambini piccoli ovviamente non hanno la mascherina, non c'è l'obbligo di mascherina, ci può confermare il fatto che non siano nati dei focolai, cioè che alla fine rimangono sempre casi circoscritti, cioè che quindi in presenza di bambini piccoli, pur non essendoci la mascherina, insomma la trasmissione del virus non è così facile? Effettivamente sì, noi abbiamo avuto solo una bambina che è risultata positiva al tampone, però con bassa carica virale, quindi è stato ripetuto il test 2 giorni dopo ed era risultata già negativa. Anche qua non sapevamo se poi effettivamente era un falso positivo o cosa, però fra i bambini noi non abbiamo avuto focolai e comunque se ci sono stati anche casi qua vicino partiva essenzialmente da magari un adulto che era contagiato e magari si contagiava il bambino, però i bambini intorno forse 1 o 2, ma non intere classi di asili. Sì, non ci sono stati cluster, insomma focolai come ad esempio magari è avvenuto negli ospedali. Allora Elisa, in chiusura voi chiedete un aiuto in più, state facendo tanti sforzi, quanto in percentuale sono aumentati i costi? Giusto per far capire anche ai telespettatori di che cosa stiamo parlando. Così una stima secondo me circa un 30%, poi dipende dalle strutture, però un 30% sono aumentati. Quindi insomma ecco che lo Stato si muova anche in questa direzione con politiche di welfare proprio pensate per le famiglie che devono sostenere spese di questo tipo. Esatto. Grazie Elisa, gentilissima. Assonidi, grazie per averci portato la vostra testimonianza. Buon lavoro, buona giornata. Grazie anche a te. Allora, vi facciamo vedere un servizio molto interessante. Elisa ha parlato di ammortizzatori sociali, abbiamo sentito l'INPS regionale per capire in quest'anno quanti sono i veneti che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali. Andiamo a vedere questo servizio e poi pubblicità. Il volume di lavoratori che è stato interessato da cassa integrazione ammortizzatori sociali cosiddetti Covid, cioè finanziati per effetto della pandemia direttamente dallo Stato, è sicuramente superiore a 400.000 lavoratori in Veneto. Quasi un veneto su 10 ha usufruito degli ammortizzatori sociali adottati con il Covid e questo forse il dato più emblematico di un anno che ha visto l'Istituto di Previdenza muoversi tra casse integrazioni ordinarie in deroga e fondo di integrazione salariale, il famigerato FIS, strumenti diversi per una crisi dalle 1000 facce. All'inizio, marzo, aprile, maggio l'anno scorso, per effetto del lockdown, praticamente la chiusura era generalizzata. Adesso è più selettiva, insiste sicuramente di più su certi settori, turismo e alberghiero, ristorazione, che sul manifatturiero. I tempi duri del lockdown hanno lasciato spazio quindi a una situazione più variegata e consentito all'Istituto di normalizzare i tempi di autorizzazione e di pagamento. Di fatto abbiamo un numero di pagamenti in giacenza che è pari praticamente al pervenuto di 48 ore prima. Un dato su tutti riguarda i modelli SR41 compilati per le integrazioni salariali e semplificati già l'aprile scorso. In Veneto fino ad oggi sono stati 320.000, a questo si aggiunge l'attività di sempre. Abbiamo ripreso a pieno ritmo anche quelle che sono le tradizionali lavorazioni perché nonostante l'emergenza le persone continuano ad andare in pensione, noi dobbiamo provvedere a prima liquidazione, ricongiunzioni, riscatti, tutto quello che è il tradizionale ambito di attività dell'INPS. Buongiorno, ben ritrovati, ultima parte di questa edizione straordinaria. Adesso abbiamo parlato di bambini con il caro rette agli asili nido privati, con i grandi costi che tutto questo settore si sta ritrovando ad affrontare e la necessità insomma di chiedere una mano anche al governo affinché metta in piedi, pur in questa fase così pesante di crisi, delle politiche di welfare pensate proprio per le famiglie. Ma adesso parliamo di adolescenti. Sapete che nell'ultima settimana insomma il garante della privacy
Privacy Italiano ha bloccato TikTok proprio perché non sempre è possibile riuscire ad identificare l'età anagrafica corretta di tutti i profili che sono stati aperti. Sapete che la grande discussione su questa piattaforma è nata dopo la morte di una ragazzina di soli 10 anni che ha partecipato a quella famosa sfida Blackout Challenge, una sfida nei confronti della morte che l'ha vista appunto vittima suo malgrado. Se ne è parlato molto, l'azione del garante della privacy, ancora diciamo i cinesi di TikTok non hanno reagito a questo intervento italiano. Noi vogliamo parlare di questo tema, cioè della sicurezza, ma soprattutto il tema della privacy quando ci si rapporta con piattaforme di questo tipo, con un imprenditore informatico e grandissimo esperto di sicurezza informatica, perché ha implementato la sicurezza dell'app Immuni, Alberto Zanolle. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno. Allora, grazie per essere con noi. Innanzitutto le chiedo così un po' a bruciapelo, proprio perché spesso queste piattaforme in uso ai ragazzi sanno acchiappare questi ragazzi e quindi sono consapevoli di avere a che fare con degli adolescenti, è davvero possibile che non si possa verificare l'età anagrafica di chi accede a questi social network? Allora, questo è un tema insomma, che è valido fin dalla notte dei tempi con l'informatica e con i social. Consideriamo tra l'altro che oggi è ritenuto social non solamente una piattaforma come può essere Facebook, che è già una piattaforma per anziani, o Instagram o TikTok, che sono invece piattaforme più appetibili per i giovani, ma anche gli strumenti di messaggistica, quindi dal WhatsApp al Telegram e quant'altro. È impossibile verificare l'età anagrafica della persona? Sì, perché sostanzialmente questi mezzi contano su una non ritracciabilità della persona. È possibile anche in molti casi creare più profili per un unico individuo fisico, quindi a meno che non ci sia una normativa nazionale o sovranazionale che imponga dei controlli di questo tipo, è praticamente impossibile. Che cosa può ottenere il garante della privacy italiano con una manovra di questo tipo, cioè il blocco fino al 15 febbraio? Che cosa punta ad ottenere? Penso che in prima istanza sia una mossa un'iniziativa fatta per sensibilizzare al tema, anche perché scrivere normative a riguardo su un fenomeno che oggi è TikTok, ma ripeto, può essere traslato su altre piattaforme e altre realtà online, richiede una serie di regolamentazioni che non siano solo nazionali. Ricordiamo che questi software sono software non italiani, per la stragrande maggioranza dei casi, e quindi si deve applicare comunque una legislazione che valga anche oltre i confini nazionali. Non penso che questo blocco sia un blocco fatto per risolvere un problema, ma sia per introdurre una discussione a riguardo, che deve essere chiaramente ampia e coinvolgere quante più organi e quante più persone possibili, anche perché di fatto non dimentichiamoci che se c'è una parte che deve essere normativa, c'è un'altra parte di sensibilizzazione, di cultura personale che invece deve andare sui singoli cittadini, e in questo caso specifico, ahimè, parlando della tragedia che è successa qualche settimana fa, è anche una questione che riguarda più una generazione e il rapporto che la generazione ha con questi nuovi mezzi. Purtroppo noi adulti abbiamo difficoltà a capire che questi ragazzi di giovane età si rapportano con queste piattaforme e questi nuovi modi di intrattenimento con una sensibilità completamente diversa rispetto alla nostra. E noi, ahimè, facciamo fatica anche a capire con quali strumenti e quali metodologie andare a governare questi strumenti, perché li vediamo con il nostro occhio, che però è un occhio sbagliato, non è l'occhio del giovane 12enne, 14enne o 16enne. Io ho 2 nipoti, non ho figli, ma ho 2 nipoti di 10 e di 16 anni, Francesco e Filippo, che saluto, e loro hanno un rapporto molto più diretto con queste piattaforme di quello che posso avere io, che lavoro nel digital da 20 anni, e mi rendo conto che è un approccio totalmente diverso. Quindi dovremmo anche noi maturare una cultura diversa per cercare di metterci nelle scarpe, diciamo, nei panni
dei ragazzi e capire quali sono i punti forti di queste piattaforme e perché sono così apprezzate e dove andare ad agire per limitare i pericoli che queste rappresentano. All'interno di queste piattaforme ci sono dei contenuti a disposizione. Noi abbiamo fatto delle interviste ovviamente dopo quello che è accaduto e abbiamo anche incontrato degli adulti che ci hanno raccontato: io uso TikTok per fare delle micro pillole di video di economia facile per i ragazzi. Insomma, TikTok può anche essere una chance. Allora, è impossibile riuscire a filtrare i contenuti? Cioè, com'è possibile che in un'applicazione social come TikTok ci siano dentro pillole di finanza per i ragazzi, ma anche sfide come Blackout Challenge, che sono evidentemente delle sfide che non possono restare? Com'è possibile questo? Allora, sostanzialmente questo è un problema che ricade su tutte le piattaforme e tutti i canali cosiddetti UGC. UGC significa User Generated Content, dove il contenuto non è un contenuto editoriale che viene proposto da un'azienda, ma la creazione di questi contenuti viene demandata agli utenti. Okay? In molti casi è possibile ritrovare delle sezioni non moderate o moderate, quindi sapere dove diciamo il concessionario del servizio, quindi l'azienda che offre questa applicazione, possa restringere il campo di accesso per contenuti da maggiorenni, sostanzialmente. Però, torniamo al discorso precedentemente fatto, nel momento in cui io non posso avere un controllo oggettivo e univoco e preciso sull'età anagrafica della persona che sta accedendo, queste sezioni monitorate o queste sezioni che vengono epurate da contenuti non adatti ai minorenni, cade sostanzialmente tutto lo strumento di controllo, perché se io poi fingo di essere maggiorenne riesco ad accedere comunque a contenuti che non dovrei accedere. Però per aprire, visto che non si può aprire un profilo per legge, no? Se non sbaglio, poi lei mi deve correggere se sto sbagliando, se ho meno di 14 anni io non posso aprire un profilo, quindi se lo apro attraverso i miei genitori. Sì, banalmente da qualche anno ormai anche noi italiani ci stiamo abituando alla SPID, quindi a un metodo di identificazione anagrafica effettiva ed efficiente e certificata. È chiaro che questo tipo di scelte, che chiaramente risolverebbe gran parte dei problemi, ha uno svantaggio importante dal punto di vista del concessionario del servizio. Quindi TikTok, se dovesse abilitare ai contenuti solamente persone maggiorenni o dai 18 anni in su, perderebbe credo almeno il 40% se non di più del suo traffico. Per quello dicevo all'inizio, è un ragionamento che deve coinvolgere quanti più istituti e quanti più enti e quante più realtà possibili, deve sicuramente responsabilizzare chi conceda il servizio e al tempo stesso deve coinvolgere i singoli cittadini, ma anche le istituzioni pubbliche che devono verificare e governare questi fenomeni, questi processi. Impedirli è impossibile, come è sempre stato impossibile impedire lo sviluppo di internet e l'innovazione digitale in senso lato. Bisogna intervenire in maniera intelligente per non danneggiare il mercato che non accetterebbe certe misure, ma al tempo stesso per preservare l'integrità dei contenuti o comunque delle persone che usufruiscono del servizio, quindi soprattutto se minorenni. Certo, la posizione americana di Trump, che aveva già inizialmente messo al bando TikTok, quella è una posizione molto forte. Sì, lì probabilmente bisogna ricercare i motivi del bando di TikTok anche sulla questione politica aperta fra Stati Uniti e Cina. TikTok è un mezzo, uno strumento cinese. È una decisione forte, diciamo che non risolve al 100% il problema, nel senso che queste piattaforme social e questi canali di comunicazione spesso e volentieri vivono in un sottobosco non ufficiale e quindi anche volendo non legale o potenzialmente non legale. Quindi di fatto se una persona vuole accedere a quel servizio anche dagli Stati Uniti ci accede, non è un problema bypassare i controlli che vengono apportati. E ci insegna la storia che il proibizionismo non ha mai risolto i problemi in maniera sostanziale, quindi renderebbe ancora più probabilmente pericoloso e non controllato l'accesso a quel tipo di servizi. Certo, perché poi insomma la via di fuga, la via per arginare i divieti c'è sempre. Grazie Alberto Zanoli, il tempo a nostra disposizione è terminato. Imprenditore informatico, grazie per il suo prezioso contributo e buona giornata.
Grazie a voi altrettanto. Ecco, allora avete sentito, questa è la sua analisi, avremo modo di tornare ovviamente su questo argomento. Noi abbiamo davvero terminato il tempo a nostra disposizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna alle 18:30 su Antenna 3.